Buongiorno a tutti, buon giovedì 13 giugno. Oggi avremo ospiti in studio Fabio Scoccimarro, assessore regionale all'ambiente, Giulia Massolino, consigliera regionale del Patto per l'Autonomia. Avremo naturalmente la nostra rassegna stampa che comincerà fra pochissimo con le pagine del Tempo, ma soprattutto avremo i servizi e i contributi relativi alla grande vittoria della pallacanestro Trieste che vedremo davvero subito. Ma andiamo a vedere le previsioni del tempo come facciamo di solito con il sito dello Sberarpa. Allora, il quadro generale, la situazione fino a giovedì: correnti sud-occidentali umide e fresche favoriranno instabilità atmosferica. Da venerdì il rinforzo dell'anticiclone e l'afflusso di aria più secca determinerà tempo più stabile, quindi dovrebbe essere finita questa ondata di maltempo. Lo vediamo ancora nella giornata di oggi. Fino al primo pomeriggio cielo in prevalenza nuvoloso con residui rovesci e temporali sparsi. Dal tardo pomeriggio cielo poco nuvoloso, soffierà bora moderata sulla costa. Per domani, venerdì 14, tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana. Al mattino soffierà ancora bora moderata sulla costa e sul Carso, dal pomeriggio venti di brezza. E poi sabato 15, cielo poco nuvoloso su pianura e costa, cielo variabile sulla zona montana con possibili deboli piogge però appunto in montagna pomeridiane, venti di brezza. Questa è la situazione del meteo. Andiamo a vedere la prima pagina del Piccolo in edicola quest'oggi, eccolo qui, di giovedì 13 giugno, e c'è naturalmente la festa bentornata con la A ben in evidenza, Trieste. Basket battuta a Cantù con una prestazione da urlo, Trieste si riprende la Serie A. Euro 2024, il passo che serve agli azzurri, è il commento sul Piccolo di oggi. Ma vediamo subito gli highlights della partita di ieri, la storica partita che riporta in Serie A la pallacanestro Trieste. Ruzier, l'uscita di Reyes che riceve, fronteggia Young su di lui, si prende il tiro da 3 punti, Reyes che apre così le marcature di Trieste. In anticipo Valdirossi cercato e trovato su Vildera, svitamento, tiro, la perfezione tecnica, si prende le vie centrali, poi va ancora da Ruzier, 5 secondi, deve tirare a questo punto, vede Vildera, schiacciata, Bimane e sguardo verso la curva nord, riceve lui contro Nikolic, avversario difficile, ottimo marcatore, ottimo difensore. Reyes però va contro Young, dentro, rovesciato per Brooks che va a canestro. Grande spazio per il tiro, Nikolic dall'altra parte batte Reyes fino in fondo, appoggiata Ruzier. Il blocco a favorire l'uscita di Brooks che si libera e prende il tiro da 3 punti. Reyes lo serve, inventerà qualcosa per vie centrali, penetrazione, appoggia al vetro. Superman c'è, Filoi però va dagli 8 metri al tiro. Trieste 18, Cantù 10. Barnes pronto per il blocco, Ichi se ne va solo, scarica nell'angolo da Young che prende un tiro piazzato e lo segna. Rimessa di Ichi, dall'altra parte c'è Bucarelli, riceve Cesane, va il tiro immediato da 3 punti. 22-20. Michele Ruzier nell'angolo, Brooks libero, Reyes apertissimo al tiro, lo sbaglia. Brutto errore questo, poi Brooks la recupera in qualche modo, Vildera appoggiata ed esplode il palla Trieste. 7 secondi, c'è poco spazio. Ruzier, Michelino! Il che significa tanta energia in più rispetto ai diretti avversari che di cambi in grado di reggere l'urto ne hanno davvero pochi. Michele Ruzier! La prima tripla, la seconda tripla, il messaggio di Michele, 31-22. C'è Michele Ruzier, gli lascia il pallone, il blocco di Vildera, prova ad andare Michele fino in fondo a scaricare per Vildera, il semigancio del Barba. Trieste, massimo vantaggio, 33-22. 7 secondi, c'è pochissimo tempo, Ruzier deve prendersi la tripla, la segna! E il terzo bolide di Michelino Ruzier. Trieste 40, Cantù 28. Poi Ichi va a sbattere contro Ruzier, indietro per Nikolic che poi prende il centro area fuori per Young che segna. Ichi dall'altra parte tra 2 uomini, fuori Young ancora nell'angolo della sua mattonella, 2 tiri, 2 triple. Michele ad andare in penetrazione, lo scarico per Vildera, l'appoggiata, il reverse, il Barba
ne tira fuori un'altra dal cilindro e poi va sotto la curva. Ancora Ruzier ad uscire dopo un probabile fallo di Berdini. Ha spazio Ruzier fino in fondo, la moto l'ha accesa e ha messo pure la quinta Michele. Tocco, Ichi, penetrazione, lo scarico nell'angolo, Berdini piedi per terra, 58-45. Riceve Ferrero nell'angolo, Brooks che va fino in fondo, scarica per Candussi che trova lo spazio, velo di Candussi che poi se ne va impitturato, Filloi fuori, Candussi ha spazio per la tripla, il baffo di Romans, 70-51, più 19 Trieste, pallimano per Bucarelli che cerca Young, persa. E questi sono momenti in cui ad ogni giocatore passa davanti agli occhi l'intera carriera, come se fosse un film. Questi sono momenti in cui ti ricordi di ogni tiro segnato, di ogni errore, di ogni fatica, di una stagione sull'ottovolante finita in gloria. Momenti in cui i ragazzi diventano campioni, momenti in cui i 6.000 del Palatrieste vedono la terra promessa. Trieste torna in A1! E allora vediamo alcuni contributi della festa promozione con le interviste realizzate proprio nelle immediatezze della fine della partita. Vediamo. E questi sono momenti in cui ad ogni giocatore passa davanti agli occhi l'intera carriera, come se fosse un film. Questi sono momenti in cui ti ricordi di ogni tiro segnato, di ogni errore, di ogni fatica, di una stagione sull'ottovolante finita in gloria. Momenti in cui i ragazzi diventano campioni, momenti in cui i 6.000 del Palatrieste vedono la terra promessa. Trieste torna in A1! Trieste ha vinto 83-72 contro Cantù e di nuovo Serie A1. A un anno dalla retrocessione, a un anno da quel momento così difficile, questo abbraccio a centrocampo sigilla una stagione incredibile. Magnifico, magnifico per noi, per questa gente, per questa maglia. Meritiamo di godere. A chi vuoi dedicare questa vittoria? A tutti noi, al nostro gruppo, alla nostra squadra, a chi ci è stato vicino nei momenti difficili. E per voi questa vittoria. La tua esperienza ha portato tanto. Ognuno ha portato qualcosa, un mattoncino, ma questa è una meraviglia del signor Michael Arcieri. C'è stato quel qualcosa in più rispetto all'altra gara, complimenti. Sì, siamo guardati allo specchio, abbiamo bisogno di fare due cose, le abbiamo fatte al massimo e allora adesso siamo qua a festeggiare con tutti i ragazzi. Il Barba, Giovanni Vildera, il pistolero Old Wild West di gara 4, 20 punti nella gara 4 decisiva e così veramente una grandissima vittoria, ve lo siete davvero meritato. Non so cosa dire, con tutta la merda che ci siamo presi tutto l'anno, dopo una gara 3 di merda, davanti a questo pubblico incredibile. Hai fatto tantissimi punti oggi, avete riscattato anche la precedente partita. Non so cosa dire, sono quello di aver vinto, contentissimo. A chi dedichi la vittoria? A mio papà. Michele Ruzier, l'MVP della finale, il triestino, il playmaker, l'anima di questa squadra, MVP di queste finali promozione, da un triestino a un triestino, da Fedriga a Ruzier, l'MVP di queste finali, il suo marchio su questa serie, Michele Ruzier, pugno alzato verso i tifosi, una dedica alla città e alla squadra. Presidente, una grandissima soddisfazione, Trieste vola davvero. Sì, ma poi devo dire che si è fermata una squadra, non è stata una casualità. Si è vista nei playoff, si è visto col Cantù, una squadra che ha saputo trovarsi, gestire e risultare decisamente superiore alle concorrenti. E di nuovo Serie A1, un grandissimo risultato anche per la regione obiettivamente. E adesso la sfida al prossimo anno, sono orgoglioso ovviamente che da quest'anno la regione è sponsor di Basket Trieste, continueremo questa avventura insieme anche il prossimo anno in A1.
E il nostro Gianluca Paladin è andato poi anche negli spogliatoi per raccogliere altri pareri, altre interviste e vediamo anche il servizio che contiene poi la coppa vinta per questo passaggio nuovamente in Serie A1. Vediamo. È il momento che tutti sognavamo, è il momento della consegna del trofeo e del ritorno in A1. Trieste torna nella massima serie, nell'urlo del Palatrieste. C'è ancora tempo però per un ultimo momento. Il taglio della retina, Michele Ruzier, forbici in mano, l'uomo triestino doc che già nato nella Pallacanestro Trieste, c'era già in A2 qualche anno fa quando le cose erano più difficili, è tornato in A1 dopo una grande carriera che l'ha portato anche in casa Virtus Bologna e questa volta è lui con le forbici in mano a tagliare la retina della partita. Lo aveva fatto Andrea Coronica nell'ultima promozione in A1 in maglia Alma, un altro triestino, un altro leader, ma qui stiamo parlando di un giocatore diverso, un uomo che tra assist, canestri, leadership, giocate e inventiva ha veramente trascinato la squadra. È tutto pronto e la retina sta per cadere, è il sogno della 1, ora è veramente realtà. Guarda il palazzetto, è tutto per voi. Penso che ce lo siamo meritato. Siamo un gruppo ripetibile, è la nostra promozione, la promozione dei sacrifici di chi non si arrende mai quando nessuno ci credeva, quindi è indimenticabile, è irripetibile tutto questo. È inspiegabile, ragazzi, non ci rendiamo conto di quello che è appena successo. Vincere in casa con questo pubblico davanti alla nostra città è una cosa inspiegabile. Veramente l'ultima volta che era successo era più di 20 anni fa. Vincere in casa così è indescrivibile, ci renderemo conto appena tra qualche mese. Michele, Posso così? assolutamente devi fare così. MVP, una partita oggi totalmente in controllo, non avete sbagliato nulla, in vantaggio su tutti i quarti, alla fine di tutti i quarti. Sono arrivati sigari. Questo è importante. No, partita super da parte di tutti, veramente un'intensità in difesa, rimbalzo pazzesca. Contenti, molto contenti. Davvero una bella festa che rivedremo poi nel corso della puntata di oggi di Sveglia Trieste, poi naturalmente anche nei nostri telegiornali. Torniamo alla lettura dei giornali perché ieri è stata una giornata invece parecchio difficile per i passeggeri della motonave Audace che ha rischiato di affondare sulla Trieste Grado, sulla linea da Grado appunto a Trieste. Tutte le persone che erano a bordo sono state salvate. Qui vediamo alcune foto, alcune immagini sulla zattera con i giubbotti e noi ieri abbiamo realizzato una lunga diretta straordinaria proprio per testimoniare questa emergenza, maxi emergenza, il Mayday al largo dell'Isola d'Oro, lo vediamo, maxi schieramento di mezzi di soccorso, 6 le persone portate in ospedale, prima i salvagente, poi le scialuppe gonfiabili su cui sono state trasferite le persone, infine le motovedette. Da un primo esame sullo scafo non sono emersi danni o squarci, la procura apre un'inchiesta. Quindi alle 10:30 di ieri mattina la motonave Audace è salpata dal molo torpediniere di Grado, diretta a Trieste, alle 11:24 è arrivata al largo nel tratto di mare all'altezza del grado Pineta.
ha lanciato il Mayday, la chiamata di soccorso. Entra acqua da prua, rischio affondamento. A bordo in quel momento c'erano 81 passeggeri, turisti austriaci, tedeschi, cechi, olandesi, tra cui 5 minori e molti anziani, oltre all'equipaggio composto da 4 persone. Tra loro si è diffuso il panico, alcuni si sono messi a urlare dalla paura. Al timone c'era il comandante Bruno Tessari. Allora rivediamo insieme il servizio riassuntivo della cronaca della giornata con le interviste realizzate da Gianluca Paladin e il testo di Marco Stabile. Proviamo, sì. È italiana, parla italiano. Signora, come sta? Signora, per favore. Disastro, una vergogna! Un disastro, una vergogna, queste le prime parole. Una gita turistica in Golfo che rischiava di trasformarsi in tragedia. Momenti di panico a bordo della motonave Audace che effettua il servizio di collegamento marittimo fra Grado e Trieste. Mentre si trovava a 5 miglia dalla costa, prima di arrivare a Monfalcone, ha iniziato a imbarcare acqua ed ha lanciato il Mayday. Rischio affondamento, questo quanto riferito alla sala operativa della Guardia Costiera. A bordo c'erano 76 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. L'allarme nautico ha fatto scattare la maxi emergenza sanitaria da parte della centrale operativa della Sores Friuli Venezia Giulia. In soccorso alla motonave Audace sono intervenuti i mezzi della Guardia Costiera di Trieste e Lignano, i vigili del fuoco con elicotteri e il nucleo sommozzatori, oltre che la Guardia di Finanza. I passeggeri sono stati trasferiti a gruppi su zattere di salvataggio e poi trasportati via via verso il porto di Grado al molo torpediniere. Una spola continua che ha fatto tirare a tutti un sospiro di sollievo solo quando l'ultimo passeggero ha toccato terra sull'Isola del Sole. Spaventati, infreddoliti, ma tutti in buone condizioni di salute. Facciamo allora, c'erano problemi con la gente che psicicamente non stanno bene. C'era un piccolo giovane, gridava come un matto, veramente è un shock per tutti, questo sicuramente. Ha avuto paura? Proprio paura no, ma ero forse quello poco che non aveva proprio paura. Lasciamolo andare al caldo. Lei è un turista, da dove viene? Dalla Svizzera. Dalla Svizzera? Sì, okay. sì. Prima esperienza con la motonave Audace? per fortuna. Ecco le persone che scendono e vengono accolte e coperte con l'apposita mantellina, persone che hanno bisogno di essere subito ricoverate. Adesso chiediamo subito se sono turisti, ma come vedete ce li portano via proprio perché non si può fermare il flusso in questo momento. Un bambino, c'è anche un bambino, guardate, un bambino che viene portato a bordo con il salvagente nel punto di ricovero, quindi insomma situazione delicatissima. E adesso vediamo se riusciamo anche a parlare con qualcuno. Vediamo se riusciamo a sentire. Signora, buongiorno, are you a tourist? From? Sono una turista, sono olandese. Thank you. Yeah, not so nice. No, non così bene, sì. Where you come from? Austria. Austria. Scary for this situation. Più che altro freddo. How was the situation? Got scary? Strano, davvero tutto molto strano. How are you, miss? Sto bene, sono a posto. How good. Where are you come from? Sono olandese. Dall'Olanda. In this situation have you got maybe a little bit of scary? Certo, molta paura, molta. Ma adesso va tutto bene. How was in the water the strange situation? Yeah. Okay. Now it's good. Now it's good. Come from Austria. From Austria, okay. A scary situation. Siamo austriaci di Vienna, non potevamo credere fosse possibile. Such is possible. Yes. First time in Italy, first time in Grado? Are you for the first time here? No, siamo venuti già tante volte a Grado, ci piace molto, qui stiamo prendendo la barca per andare a Trieste, adesso vogliamo indietro i soldi però del biglietto di ritorno. We have a ticket for Allora, andiamo ancora a leggere il giornale, gli approfondimenti, poi vedremo anche noi i nostri contributi. Il comandante Tessari, entrava tanta acqua, ha detto il comandante, l'allarme dato dal Mozzo, i turisti dopo lo sbarco delle motovedette al molo torpediniere, non sappiamo dove andare. Qui vediamo alcune delle testimonianze raccolte da Antonio Bemo sul piccolo, pizza in segno di solidarietà da parte di un ristoratore, il prefetto Ricciardi dice collaborazione da tutti
quanti. Anche noi abbiamo raccolto sia appunto le parole del comandante della motonave Audace, che ha parlato proprio di tanta acqua che veniva su dalla prua, e poi abbiamo sentito anche il prefetto Ricciardi, il prefetto di Gorizia. Allora vediamo insieme intanto il contributo sull'intervista breve al comandante appena sbarcato appunto dalle scialuppe di salvataggio. Che era pieno d'acqua, e dalle bitte di prua ho visto l'acqua che veniva da sotto in pratica. Quindi si è aperta una falla. Probabilmente o c'era il gavone di prua, diciamo, che si è riempito completamente d'acqua. Presumo quello. Sei faceva parte dell'equipaggio? Sì. Che cosa è successo? Possiamo chiedere soltanto se è vero che la nave aveva imbarcato acqua con le onde anche gli altri giorni? No, non è vero. Qual è il suo ruolo come membro dell'equipaggio? Comandante. Queste le parole appunto del comandante, e poi abbiamo sentito anche appunto il prefetto Ricciardi e poi anche il comandante della Guardia Costiera del Prete. Allora rivediamo insieme le nostre interviste. È questa, in questa situazione preoccupante, la cosa positiva. Tutto è andato a quanto pare bene, al di là delle motivazioni e delle ragioni per le quali la nave ha avuto difficoltà e verranno accertate da chi ne ha la competenza. Il sistema del soccorso ha funzionato, la Capitaneria di Porto, la Direzione Marittima Terrestre hanno coordinato perfettamente le operazioni, tutte le componenti sono intervenute, il soccorso, le autorità sanitarie, le altre componenti del soccorso pubblico, tutti hanno lavorato assieme per evitare che questa situazione si trasformasse in una tragedia. A quanto sembra, incrociamo le dita, non ci sono vittime, non ci sono persone che abbiano subito particolari problemi, ovviamente i sanitari lo stanno controllando in questo momento, è la dimostrazione che il meccanismo del soccorso funziona. Capitano Di Vascello, allora innanzitutto cosa succede in una situazione del genere? La Capitaneria di Porto è intervenuta tempestivamente, c'era il problema della nave che sembra che sia ancora in affondamento tecnicamente sulla prua, mi pare. Sì. Intanto l'autorità marittima, la Guardia Costiera, la Capitaneria di Porto e l'autorità deputata al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare, e per questo ha ricevuto la chiamata di soccorso della motonave e ha messo in piedi un'organizzazione abbastanza imponente, alla quale hanno partecipato, oltre alle 6 unità navali della Guardia Costiera e ad un proprio aereo, anche unità navale, una della Guardia di Finanza e una dei Vigili del Fuoco, che insieme ai propri elicotteri hanno dato supporto a questa imponente operazione di soccorso. 80 persone, nessun ferito per fortuna. 80 è il numero corretto? 80, sì, 84 membri di equipaggio e 76 passeggeri di diversa nazionalità. Tutto ha funzionato perfettamente, come diceva prima il prefetto, stiamo portando a terra questi turisti. Qualcuno è normalmente spaventato, anche perché le condizioni meteo non sono del migliore. Allora, queste le parole dei responsabili dei soccorsi che hanno fortunatamente funzionato perfettamente. Ora ci colleghiamo invece parliamo del traffico in città e ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione attuale e se ci sono segnalazioni. Lo chiediamo all'ispettore capo Lionello Schillani. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Buongiorno. No. Allora, qual è la situazione del traffico in questo momento? La situazione del traffico è abbastanza scorrevole, l'unica nota che ho è successo un incidente intorno alle 6:45 in via Battista, in testa del via Xidias, Timeus, sull'intersezione. Sono ancora presenti veicoli, coinvolto un mezzo di trasporti, nulla di grave come feriti, però i mezzi incidentati sono ancora sull'intersezione, siamo sul posto per la viabilità, i rilievi dovessero a carico dei colleghi dell'Arma. Qui naturalmente non si riesce a svoltare ancora verso la Xidias Timeus, in quanto appunto c'è il mezzo di trasporti, siamo sul posto per la viabilità, appena verranno rimossi i mezzi verrà ripristinata la regolare viabilità, quindi adesso il traffico andrà aumentando, quindi potrebbe ci essere rallentamenti sulla Battisti e anche di conseguenza sulla Coroneo. Quindi è ancora in corso, insomma, questo Sì, i rilievi intervento, sono in atto e quindi è ancora in corso questo incidente.
Per il resto invece delle altre zone di Trieste non abbiamo particolari segnalazioni. Per quanto riguarda invece le note dei lavori, ricordo che sulla raccordo autostradale 13 sono presenti parecchi cantieri e anche sulla GVT ex GVT SS 202 Triestina. Inoltre la galleria Carso in direzione Trieste rimarrà chiusa fino al 22 giugno, quindi tutto il traffico viene dirottato verso la via Brigata Casale Biodacca, dove si potrebbero avere dei rallentamenti. Saremo sul posto per monitorare la situazione e viabilità. Inoltre la galleria in direzione Venezia è stata regolarmente riaperta alle ore 6 in direzione Venezia, verrà richiusa ancora questa notte dalle 22.06 in direzione Venezia. Ricordo ancora che alle ore 12 verrà interdetta l'area di sosta per quanto riguarda la stazione marittima e l'arrivo delle navi da crociera. Questa interdizione, questa chiusura dell'area di parcheggio andrà avanti fino al 18 giugno. Inoltre in città ricordo che ci sono dei lavori di potatura sulla via Ghirlandaio tra il civico 24 e 30, oltre alla presenza dei divieti già in atto da oggi. Ci sarà anche naturalmente la ditta che opererà il cestello mobile, quindi fare attenzione. Ho ancora dei divieti in Lazaretto Vecchio dal civico 1 al civico 7 per delle riprese cinematografiche, che queste continueranno anche nei prossimi giorni, addirittura sabato e domenica sulla via Mazzini, anche se una strada riservata ai mezzi pubblici si avranno delle brevi sospensioni della circolazione. È importante dirlo, sì. Ultima cosa, anche se non riguarda il traffico, oggi ricorre la festa del Corpo, il 162esimo anniversario di fondazione appunto del Corpo della Polizia Locale, per cui avremo un servizio ridotto. Tenteremo naturalmente tutti i servizi in emergenza di pronto intervento, però naturalmente molti colleghi saranno impegnati alle celebrazioni che avverranno sia qui in caserma questa mattina che la cerimonia principale alle ore 18 a San Giusto, quindi chiediamo un po' di pazienza se non saremo puntuali su tutti gli interventi. Benissimo. Altre cose ci sono, se sono domande restituirei la linea. Grazie all'ispettore capo Lionello Schilani e buona festa del corpo della Polizia Locale. Grazie, buona giornata. Grazie anche a lei e a tutti i telespettatori. Allora, noi andiamo avanti e torniamo a parlare ancora dell'incidente, del bruttissimo incidente di ieri della motonave Audace e torniamo sul giornale per leggere anche l'approfondimento su questa rotta tormentata dal 2021, l'affidamento del servizio a Vidali Group 4 anni fa, prima i guai in serie di Adriatica, poi i ritardi dell'Audace. La storia a qualcosa serve, dice Massimo Greco, sul piccolo per esempio a spiegare le difficoltà relazionali tra territori. Prendiamo il caso di Venezia e Trieste, che non si sono mai amate, troppo vicine per non essere concorrenti. Questa sorta di nemesi ha finito col marcar stretto la presenza di Pierfilippo Vidali, comandante della flotta Vidali Group del Golfo. Prima di arrivare in zona Audace è bene fare un'ampia premessa, insomma analizza un po' tutta la storia. Era la primavera del 2021 quando la goriziana APT, cui Emanuele Cencelli della navigazione regionale delega la Trieste Grado, gli affidò la concessione della linea, vincendo la resistenza del Delfino Verde di Silvano Peric, che aveva fino ad allora esercitato il servizio. Peric non voleva partecipare alla gara bandita perché imponeva condizioni inaccettabili. Dal cilindro sbucò la Vidali, che ottenne la concessione 5,2 milioni per 14 anni. Iniziò subito in salita. Ginevra, spostata dalla laguna veneziana e ribattezzata Adriatica, ha qualche problema documentale per risolvere il quale occorrono 2 settimane, quindi l'avvio del servizio avviene il 15 giugno anziché il 1. Si susseguono le polemiche, intervengono il sindaco di piazza, albergatori, operatori turistici. Comunque la stagione è portata a termine con circa 20.000 passeggeri, il 10% delle corse perse. Il 22 è un vero calvario per la povera Adriatica, ribadita nel servizio nonostante le accuse di inadeguatezza nautica dovuta all'eccessiva altezza e alle caratteristiche giudicate lagunari e non marittime. Criticità di natura tecnica bloccano continuamente i viaggi da e per grado. APT è costretta a più riprese a sostituire le corse marittime coi pullman terrestri. Al 25 agosto si contavano 4 avarie. In campo la politica con l'allora sindaco di Grado Kovac, i consiglieri regionali Dem, Cosolini, Moretti.
E ci avviciniamo al tema forte di giornata. La stagione 23 presenta un'anteprima marzolina con l'annuncio di Vidali, secondo cui Adriatica sarà sostituita da una motonave più adatta alla tratta Trieste-Grado. Parla di un battello lungo 25 metri, largo 5,5, in grado di portare 180 passeggeri seduti interno e esterno, capace di caricare 30 bici. Sarà alimentato da 2 motori, eccetera, eccetera. Quindi siamo solo in marzo, per cui c'è tempo prima di realizzare effettivamente l'annunciato natante. Corretta precauzione, infatti il primo rinvio scatta nel giugno 23, quando la Trieste-Grado è in programma il giorno 13 invece che il consueto primo, ma il 13 Audace non è ancora pronto, lo sarà solo martedì 27. Intanto Vidali tampona l'inconveniente con la rediviva Adriatica, ma il 27 Audace dà nuovamente forfait e ci si accontenta di vederlo in foto. APT informa che il venerdì precedente l'armatore aveva avvisato che erano ancora in corso verifiche tecniche. Naturalmente era implicito che sulla Trieste-Grado avrebbe continuato a navigare Adriatica. Insomma, si fa tutta la storia di questa sfortunata rotta Trieste-Grado negli ultimi anni. Noi abbiamo intervistato ieri anche l'armatore Pierfilippo Vidali che ai nostri microfoni ha spiegato che cosa si sta facendo in questo momento della motonave Audace. Allora risentiamo l'intervista. Molto tempestivi, anzi ringrazio tutti e mi scuso dell'accaduto. Domani con la barca Alatta in cantiere capiremo le cause di questa avaria, di questa problematica, anche perché l'imbarcazione è nuova e niente, quindi domani darò aggiornamenti un po' più concreti. Più precisi. Certo. Lei ha sottolineato giustamente che non si deve parlare di affondamento, c'è un principio di l'acqua è imbarcato sulla prua sostanzialmente, mi pare di aver capito. Fantasie. C'è stato un problema, l'equipaggio si è mosso bene, i soccorsi sono arrivati subito, la cosa prioritaria era riportare tutti a terra, però l'imbarcazione adesso in questo momento sta venendo trasportata da un rimorchiatore al cantiere più vicino, qui a San Giorgio di Nogaro. Domani mattina la tireranno su con la gru, o questa sera mi auguro, e poi domani capiremo se c'è una falla, se c'è stato un urto in navigazione, quali sono state le cause della problematica. Non si può parlare di affondamento perché l'imbarcazione in questo momento è a galla da sola e sta venendo trainata da un'altra imbarcazione. Quindi il comandante un po' scosso, lo abbiamo visto ricoverato nella tenda anche lui, però sembra che stia bene, forse ha avuto uno shock iniziale. Chiaramente lo shock è giusto, cioè è giusto, è una cosa che insomma comprensibile. Il servizio continuo comunque. Il servizio adesso nei prossimi giorni, giusto il tempo di riorganizzarci, verrà effettuato via gomma con i bus, anche perché comunque il tempo non è di certo dei migliori, e poi se il ripristino dell'imbarcazione non sarà così rapido, troveremo una soluzione con un'altra imbarcazione. Tutto da valutare nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Sì, va bene. Grazie Vidali. Allora, ora dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora con la nostra rassegna stampa. Riprendiamo la nostra rassegna stampa, sono le 7:36 di oggi, giovedì 13 giugno. Allora torniamo sul piccolo per approfondire ancora la questione della motonave Audace, che ieri ha rischiato l'affondamento. Allora c'è l'approfondimento sulla questione dei fondi della regione, il rebus sull'acquisto della motonave. L'incidente di ieri è l'ennesimo in una lunga lista di traversie, pratiche burocratiche che hanno investito il trasporto marittimo nella nostra regione. Scrive Giovanni Tomasin sul piccolo: a inizio mese la regione ha stanziato 3.700.000 euro proprio per l'acquisto di 2 nuove imbarcazioni da parte del trasporto pubblico locale del Friuli Venezia Giulia, vista la difficoltà di affidare a gestori interni i servizi. Peccato che ad affondare sia stata proprio la motonave che la società dei trasporti Sontina PT avrebbe acquistato da poco, sarebbe stata sul punto di acquistare. Poche ore dopo l'incidente, l'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Mirante spiega che prima di entrare nel merito dell'incidente bisognerà aspettare la verifica delle cause. L'unica cosa che posso dire, dice l'assessore, ora è che la barca era nuova, varata da poco.
Non sappiamo quale sia stato il problema, ci saranno indagini e valutazioni di natura tecnica, è un po' quello che è stato detto da più parti. Noi ieri abbiamo analizzato anche proprio la questione della costruzione della motonave Audace, effettivamente una motonave nuova, di nuova costruzione. Allora risentiamo l'intervista proprio a chi ha costruito questa motonave. Se va dentro acqua in una barca vuol dire che c'è un buco sulla barca, che vuol dire che è successo qualcosa, che è una falla sullo scafo che è entrata acqua. Giuliano Vincenzi è il titolare del cantiere nautico Studio Plast di Lughignano di Casale sul Sile, che ha progettato e costruito l'Audace, la motonave che al largo di Grado ha iniziato a imbarcare acqua, lanciando una richiesta di aiuto per mettere in salvo passeggeri ed equipaggio. Il varo il 1 giugno del 2023, proprio sul Sile, per conto dell'armatore veneziano Pierfilippo Vidali, all'attivo già un anno di navigazione tra Grado e Trieste. Se la barca ha navigato fino a pochi giorni fa e andava bene, e poi è successo che tutto a un tratto è entrata acqua, vuol dire che qualcosa è successo, vuol dire che c'è stato un impatto, c'è stata una falla, c'è stato qualcosa. Dal lato della costruzione io sono abbastanza tranquillo, perché è stata fatta con tutte le prescrizioni del registro navale, è stata fatta con tutte le prescrizioni ulteriori, perché la navigazione litoranea prevede delle ulteriori modifiche sulla struttura dell'imbarcazione, e diciamo che sono abbastanza tranquillo. Adesso faranno l'alagio della barca e vedremo cosa è successo. Originario di Roncade, Vincenzi ha fondato il cantiere Studio Plast 46 anni fa, specializzandosi nella costruzione di imbarcazioni per il trasporto persone nella laguna di Venezia. L'Audace è la prima motonave, un'altra è in via di conclusione e sarà varata a fine luglio. Proprio su questa imbarcazione Irina ci ha rilasciato, e mi ha commosso quando ne ricordo, mi ha rilasciato questa cosa che certificava che l'imbarcazione era stata costruita nel miglior modo possibile. Che dimensioni ha questa barca, questa Audace? 22 metri e mezzo per 5 metri e 20. Porta 200 persone, ha 2 motori da 2000 cavalli, 1000 cavalli ciascuno, ed è tutta in vetroresina e tutta costruita da noi altri in circa 8 mesi. La motonave non è comunque affondata, è rimasta a galla consentendo la messa in sicurezza di chi c'era a bordo. Il costruttore rimane convinto del fatto che se ci fossero stati dei difetti di fabbricazione sarebbero emersi subito. Quando si vede in acqua la barca si dice che o va bene oppure subito succede qualcosa. E questo è. Allora, queste le parole appunto del costruttore, c'è anche l'intervento, l'aggiornamento da parte dell'armatore invece Pierfilippo Vidali, che spiega che la barca è stata portata a San Giorgio di Nogaro. Da una prima analisi non ci sono evidenti segni di anomalie dello scafo, naturalmente è ancora presto per capire che cosa sia successo, anche perché l'imbarcazione è stata messa sotto sequestro dalla Capitaneria per gli accertamenti del caso. Comunque non esce, dice appunto l'armatore, una goccia d'acqua dallo scafo, pertanto l'acqua sembrerebbe non essere entrata da sotto, come invece aveva testimoniato il comandante della stessa Audace. Quindi rimane insomma il dubbio sulle cause di questa anomalia, di questo problema, avaria che si è verificata in alto mare. Una cosa importante è che la barca, però, pur avendo la prua molto appesantita dalla presenza di acqua, e questa era effettivamente presente all'interno della prua, è arrivata trainata dal rimorchiatore con i motori in moto, quindi non è mai affondata, come abbiamo detto già più volte. Allora cambiamo per il momento argomento, poi magari ci torneremo sicuramente anche con i nostri ospiti sulla questione dell'imbarcazione che ha rischiato di affondare, portando a picco insomma anche i passeggeri, in gran parte turisti stranieri. Li abbiamo sentiti anche intervistati dal nostro Gianluca Paladin. E andiamo ancora alla lettura del giornale. C'è un approfondimento su Wärtsilä che abbiamo fatto in tempo a darvi ieri molto rapidamente, poi approfondiremo sicuramente anche oggi il tema nei nostri telegiornali. Wärtsilä MSC, fumata nera sugli incentivi ai lavoratori, respinta dai sindacati
approvati la proposta dell'azienda finlandese sul super minimo, scusate, primi passi avanti, ma ancora non basta, offerta di integrazione della cassa integrazione. Fumata nera quindi per quanto riguarda la proposta di Wärtsilä sugli incentivi ai lavoratori che passeranno a MSC o che comunque risolveranno il loro rapporto di lavoro, eventualmente anche per andare in pensione. Nel confronto con MSC cresce l'ottimismo in vista di una intesa sul super minimo collettivo, ma secondo le organizzazioni sindacali ci sono ancora distanze importanti. Segnali positivi invece per quanto riguarda l'integrazione della cassa integrazione e il welfare, e qua il quadro che si è delineato ieri al termine del doppio tavolo di trattativa con i sindacati nella sede di Confindustria Alto Adriatico per il rilancio del sito di Bagnoli in vista del subentro di MSC, che rileverà lo stabilimento per avviare la produzione di carri ferroviari di ultima generazione per il trasporto delle merci su rotaia. Andiamo ancora avanti e si parla di un altro sindacato che ha a che fare con altri due sindacati che hanno a che fare con la sanità. Dalla manovra estiva i soldi per gli addetti di Asugi e Burlo, chiedono FIALS e CGIL, esultano per la risposta di Fedriga al loro sollecito. Il Presidente ha garantito il proprio impegno sulla perequazione, era una questione ormai da tempo appunto richiesta dai due sindacati e ora c'è stata la risposta positiva da parte del Presidente Fedriga, attesi dalle sigle 2,8 milioni per l'azienda sanitaria Giuliano Isontina, la SUGI, e 381.000 euro per l'IRCS Burlo Garofalo. Allora, andiamo ancora a vedere le pagine della cronaca di Trieste, cerco di scorrere rapidamente appunto le pagine del Piccolo, ancora qualche istante di pazienza, vediamo ci sono, no, questo è lo sport, vediamo se riusciamo a trovare, ecco qui è la politica. Allora, la politica, Fratelli d'Italia, Lega, il sorpasso, una scalata paziente, reclutamento di figure nuove e scuola di politica. Questa è l'analisi del dopo elezioni europee. Qui vediamo alcuni dei protagonisti, tra cui Alessandro Ciriani che è stato eletto appunto al Parlamento europeo di Fratelli d'Italia. Il nodo delle alleanze per un PD più forte verso le prossime sfide, invece l'analisi dell'altro campo, dopo il buon risultato alle urne, i Dem alle prese con il tema del campo largo, guardando agli appuntamenti comunali a partire da Monfalcone e Trieste. Monfalcone dove appunto il sindaco Anna Maria Cisint è stata anche lei appunto eletta al Parlamento europeo e ha detto ieri ai nostri microfoni che rimarrà però come prosindaco e assessore esterno. Al suo posto però ci sarà nella figura proprio di sindaco facente funzioni il suo vice Garritani. Allora rivediamo insieme le interviste. Dopo l'elezione in Europa, che cosa succederà qui a Monfalcone per quanto riguarda il ruolo di sindaco? Intanto ringrazio tutti perché veramente è stata una grandissima emozione arrivare a capire che i messaggi che cerco di portare avanti, le battaglie che cerco di fare per tutti i cittadini, in realtà non per Monfalcone basta, per tutti i cittadini di questa regione ma di questo paese siano state comprese. Più di 43.000 persone sono andate a scrivere il mio cognome, mi dà una responsabilità enorme. Monfalcone ha bisogno ancora della mia presenza fisica, lo so bene, me lo dicono i cittadini e io rimango a fare l'assessore esterno con le deleghe importanti al bilancio che ovviamente sta nelle mie competenze. Manterrò ovviamente i lavori pubblici perché ho portato a Monfalcone 110 milioni di euro, ne abbiamo realizzati più o meno 75-80 e voglio completare l'opera bellissima di una città che si è riscoperta, quindi io rimango con delle deleghe anche alla protezione civile, cosa che ho seguito in tutti questi anni, e poi perché non vi nego che amo fare questa attività, cioè fare il sindaco è nelle mie corde e quindi con una modalità di pro sindaco nel mio ufficio di sempre io resto a fare ciò che serve al territorio. Il mio ruolo lo dettano le norme. Come vice sindaco sarò un vice sindaco facendo funzione di sindaco dal momento in cui la
la competenza del sindaco come europarlamentare collide con quella di sindaco, per cui quando lei decadrà o si dimetterà, adesso la forma la stanno studiando, è previsto che il vice sindaco faccia le funzioni di sindaco da qui alle prossime elezioni. Allora, queste le parole appunto del sindaco e del vice sindaco, che ora sarà sindaco facente funzione a Monfalcone, però appunto si pone il problema delle prossime elezioni amministrative, quindi già ci sono dei movimenti in questo senso. Vi ricordo ancora una volta, dopo aver sentito in diretta dalla polizia locale che ci sono possibili rallentamenti al traffico causa un incidente in via Battisti all'incrocio con via Xidias, l'asse via Xidias via Timeus, quindi fate particolare attenzione, ci sono ancora dei problemi, possibili rallentamenti al traffico. Allora torniamo a leggere il giornale. Italcementi e idrogeno, i progetti che cambiano la zona industriale, il cementificio già demolito al 70%, nel 2025 si libererà un'area da 100.000 metri quadrati, ipotesi uso logistico a servizio del porto o del polo del freddo. Pezzi di storia della città che si stanno trasformando, il commento a queste foto. Poi ancora ok alla variante urbanistica per riqualificare invece l'ex Ferriera in Consiglio Comunale, via libera unanime dell'Aula alla delibera che recepisce le modifiche al piano regolatore necessarie per piattaforma logistica e molo ottavo, sicuramente molto importante. Poi nel castello di San Giusto, Bastione Veneto, si cambia a Midnight la gestione del bar aggiudicato dal comune al gruppo di imprenditori già titolari di Cemut. Proveranno a rilanciare il locale dopo tanti anni di problemi. Fantinel, una sfida, e qui vediamo un'immagine bella del Bastione Veneto del castello di San Giusto. Poi andiamo ancora avanti, superiamo la pagina pubblicitaria. Sono ancora in corso le ricerche del ragazzo disperso dopo il tuffo, la ricerca continua senza frutti. Impiegati un robot sottomarino di Saipem e un aereo della Guardia Costiera, giallo sulla dinamica, bravata o fuga, la flebile speranza che si sia salvato. Quindi sono proseguite anche ieri le ricerche del 24enne disperso da lunedì notte nelle acque tra il molo terzo e il molo quarto del Porto Vecchio. Ai mezzi della Guardia Costiera, già in azione delle prime luci dell'alba, si sono affiancati nuovamente quelli dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza. Alle ricerche ha concorso con un breve sorvolo il mezzo aereo Manta della Guardia Costiera di base a Pescara, che tuttavia ha dovuto sospendere l'attività a causa anche delle forti turbolenze. C'era maltempo ieri, quindi le ricerche sono state penalizzate anche da questo. Nella tarda mattinata è entrato in azione anche il sistema ROV, Remotely Operated Vehicle, messo a disposizione da Saipem. Si tratta di un mezzo subacqueo, una sorta di robot che pilotato da remoto permette di scandagliare fondali, ma nulla da fare del giovane marocchino richiedente asilo, non si sono trovate tracce, nulla di nulla. Il maltempo e le correnti potrebbero aver trasportato il suo corpo al largo, resta però ancora un filo di speranza che il giovane sia stato in grado di uscire dall'acqua e poi far perdere le sue tracce. Di fatto era già un invisibile prima, un ragazzo arrivato a Trieste che fino a lunedì scorso aveva vissuto in alloggi di fortuna, risultava senza fissa dimora, non era entrato a far parte del sistema d'accoglienza. Le ultime immagini che lo ritraggono sono quelle dell'impianto di videosorveglianza del Porto Vecchio. Quella notte il 24enne era alla radice del molo quarto con un gruppo di ragazzi. Il video catturato dalle telecamere è ora al vaglio della questura e ritrae il gruppetto sul molo quarto, un momento apparentemente di festa assieme a dei connazionali e una ragazza di Muggia. Scorrendo le immagini si nota il 24enne che si tuffa in mare, prima che si getti in acqua non c'era nessuno a stretto contatto con lui che possa averlo spinto o, nell'ipotesi estrema, colpito con un corpo contundente. Il video lo vede compiere un paio di bracciate e poi sparire. È andato a fondo, la corrente ha avuto il sopravvento, ha avuto un malore, magari a causa dell'assunzione di alcol o stupefacenti, oppure la scarsa illuminazione non ha permesso agli occhi elettronici della videosorveglianza di catturare le altre bracciate e il resto del suo percorso in acqua. Rimane insomma un mistero la sua scomparsa in mare. Allora andiamo ancora a vedere
altre notizie, qui si parla del silos sgomberato in 10 giorni, poi nuovi arrivi a Camposacro. Il sindaco di Piazza: i migranti nell'edificio di Coop saranno trasferiti fuori città, e accelera il passaggio di concessione dell'ex ostello Scout alla prefettura. Il dibattito sull'accoglienza, è rimasta la polemica anche a distanza tra, noi ieri abbiamo raccolto tra le parole del presidente di ICS Gianfranco Schiavone e poi il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Claudio Giacomelli. Allora rivediamo insieme il servizio realizzato proprio con Gianfranco Schiavone sulla questione dello sgombero del silos. Non è questo il servizio, vediamo se riusciamo a trovarlo, ancora qualche istante di pazienza, eccolo qui, e poi vedremo anche quello relativo all'intervista a Claudio Giacomelli di Fratelli d'Italia. Vediamo. Il punto è qual è il programma. Qual è il programma per la collocazione delle persone che vi stanno, ma soprattutto per quelle che arriveranno il giorno dopo la chiusura. Tutti sono d'accordo che il silos debba essere chiuso, ma il presidente di ICS Gianfranco Schiavone pone un interrogativo specifico. Dove andranno le persone che attraverso la rotta balcanica giungeranno a Trieste dopo la dismissione del silos? E Schiavone si domanda anche perché sia stata presa improvvisamente la decisione di sgomberare la fatiscente struttura, questione di giorni ormai, in disaccordo con la pianificazione decisa circa un mese e mezzo fa in prefettura. Ora io voglio dire pubblicamente che in una riunione che si è tenuta in prefettura, alla presenza di tutte le associazioni e del signor Questore, è stata concordata una sorta di roadmap molto precisa e molto ragionevole, che prevedeva i seguenti punti. Acquisizione della concessione appunto da parte della prefettura dell'area dell'ostello, cosa che avverrà come è noto il 1° luglio. Riqualificazione dell'area, sistemazione della stessa e allargamento dei posti. Solo a quel punto, disponendo di nuovi posti, si sarebbero fatta un'operazione per l'appunto di assorbimento, o meglio di trasferimento delle persone che sono in strada, e di successiva appunto poi disponibilità della nuova vecchia, insomma rinnovata struttura per l'accoglienza di coloro che sarebbero arrivati successivamente, con l'impegno ad attuare quello che purtroppo in questi 2 anni non è mai avvenuto, cioè un'alta rotazione delle presenze. Il signor Di Piazza intende seguire questo piano o intende semplicemente andare a un'operazione violenta di sgombero del silos senza assicurare nulla dopo, cioè semplicemente gettando quelli che verranno dopo in strada? E soprattutto qual è la relazione fra ciò che è stato detto in prefettura quel giorno e questa ordinanza? Sentiamo anche subito l'intervista al consigliere regionale di Fratelli d'Italia Claudio Giacomelli, sempre sulla questione dello sgombero del silos e sulla gestione dei migranti in città. Noi siamo assolutamente favorevoli a questo sgombero, sosteniamo il sindaco e Asugi, ma ringraziamo anche molto il governo di Giorgia Meloni, perché non dimentichiamoci che lo sgombero è possibile grazie sindaco, grazie al governo di Giorgia Meloni che ha trovato delle altre sistemazioni in giro per l'Italia per queste persone e non a Trieste. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Claudio Giacomelli rimarca l'appoggio al sindaco di Piazza per la decisione tramite ordinanza di sgomberare il silos di Trieste, ma intanto continua a montare la polemica. Il centro-sinistra ha attaccato duramente il Primo Cittadino, chiedendo dove si intenda destinare i migranti che arriveranno a Trieste nei prossimi mesi e di aprire un ricovero nell'ex mercato della stazione di via Flavio Gioia. Sono incredibili perché loro per primi dicevano che la situazione del silos era insostenibile. Benissimo, la si risolve, dopodiché con la proprietà si vede di chiudere il silos. Ma getta la maschera perché dice quello che vuole veramente il centro-sinistra, vuole ampliare i posti di accoglienza. Parla di queste persone che non è che finiranno in qualche paese in guerra, ma avranno altri centri di accoglienza, non a Trieste ma in altre parti. La verità è che Trieste ha circa 1400-1500 posti di accoglienza straordinaria che sono troppi, perché per protocollo ANCI dovrebbe stare intorno ai 500-600. Il centrodestra dice che sono troppi e collaborando con il governo Meloni da un lato ci sono dei trasferimenti costanti, dall'altro bisogna dire gli arrivi dalla rotta balcanica anno su anno, non inverno su estate, sono diminuiti del 50%. Se allora il centro-sinistra deve dire chiaramente, guardando in faccia agli elettori triestini,
Quanti posti d'accoglienza secondo loro dovrebbe avere Trieste? Poi la risposta anche a ICS, il consorzio presieduto da Gianfranco Schiavone. È una società che su questo lavora. Quindi io non li ritengo degli interlocutori credibili, peraltro potrebbero avere più rispetto dalle istituzioni visto che lavorano con soldi assolutamente pubblici. E poi che polemica è da parte dell'ICS? Queste persone, ripeto, finiscono in centri d'accoglienza in altre parti d'Italia. Quindi il problema qual è? Che non diventano loro clienti? Allora, torniamo a leggere il giornale, poi rivedremo ancora la festa per la promozione in Serie A1 della Pallacanestro Trieste. Ancora velocemente sul giornale il sondaggio su 2.891 pazienti realizzato dal Coordinamento per la difesa della sanità pubblica. Il 52% ha avuto disservizi. Questo è uno dei risultati significativi appunto del sondaggio che è stato realizzato. Poi c'è naturalmente anche la foto del ricordo del 12 giugno 45, la fine dell'occupazione titina, ieri nell'aula del Consiglio Comunale. In vendita la dimora storica della famiglia Huterot, l'edificio in 2 corpi contiene abitazioni, uffici e magazzino sviluppati tra le vie Udine e Ghiberti, costruito fino all'800 da un commerciante che fu anche console onorario del Giappone. Allora, come vi dicevo, rivediamo insieme la festa di sport della nostra città per la promozione in A1 della Pallacanestro Trieste. E questi sono momenti in cui ad ogni giocatore passa davanti agli occhi l'intera carriera, come se fosse un film. Questi sono momenti in cui ti ricordi di ogni tiro segnato, di ogni errore, di ogni fatica, di una stagione sull'ottovolante finita in gloria. Momenti in cui i ragazzi diventano campioni, momenti in cui 6.000 del Palatrieste vedono la terra promessa. Trieste torna in A1! Trieste ha vinto 83-72 contro Cantù e di nuovo Serie A1. A un anno dalla retrocessione, a un anno da quel momento così difficile, questo abbraccio a centrocampo sigilla una stagione incredibile. Magnifico, magnifico per noi, per questa gente, per questa maglia. Meritiamo di godere. A chi vuoi dedicare questa vittoria? A tutti noi, al nostro gruppo, alla nostra squadra, a chi ci è stato vicino nei momenti difficili. E per voi questa vittoria. La tua esperienza ha portato tanto. Ognuno ha portato qualcosa, un mattoncino, ma questa è una meraviglia del signor Michael Arcieri. C'è stato quel qualcosa in più rispetto all'altra gara, complimenti. Sì, siamo guardati allo specchio, abbiamo bisogno di fare 2 cose, le abbiamo fatte al massimo e allora adesso siamo qua a festeggiare con tutti i ragazzi. Il barba Giovanni Vildera, il pistolero Old Wild West di gara 4, 20 punti nella gara 4 decisiva e così veramente una grandissima vittoria, ve lo siete davvero meritato. Non so cosa dire, con tutta la merda che ci siamo presi tutto l'anno, dopo una gara 3 di merda, davanti a questo pubblico incredibile. Hai fatto tantissimi punti oggi, avete riscattato anche la precedente partita. Non so cosa dire, sono quello di aver vinto, contentissimo. A chi dedichi la vittoria? A mio papà. Michele Ruzier, l'MVP della finale, il triestino, il playmaker, l'anima di questa squadra, MVP di queste finali promozione, da un triestino a un triestino, da Federica a Ruzier, l'MVP di queste finali, il suo marchio su questa serie. Michele Ruzier, pugno alzato verso i tifosi, una dedica alla città e alla squadra. Presidente, una grandissima soddisfazione, Trieste vola davvero. Sì, ma poi devo dire che si è fermata una squadra, non è stata una casualità. Si è vista nei playoff, si è visto col Cantù, una squadra che ha saputo trovarsi, gestire e risultare decisamente superiore alle concorrenti. E di nuovo Serie A1, un grandissimo risultato anche per la regione obiettivamente. E adesso la sfida al prossimo anno, sono orgoglioso ovviamente che da quest'anno la regione è sponsor di Basket Trieste, continueremo questa avventura insieme anche il prossimo anno in A1.
E sicuramente continueremo a parlarne anche con il nostro ospite che è già arrivato nei nostri studi. Il primo ospite è Fabio Scocimarro, assessore regionale all'ambiente. A fra pochissimo, dopo un po' di pubblicità. Bentornati in diretta e diamo il buongiorno all'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Reduce dalla festa, immaginiamo, per la pallacanestro Trieste, Trieste vola. Infatti, casualmente ho qui eccolo qua. Eccolo qua, ci sta. Casualmente ho portato via un piccolo ricordo della serata di ieri, una bellissima e sana sbornia, nel senso che non è che siamo ubriacati, ma siamo ubriacati di tifo. Queste sono le sbornie migliori, sicuramente, perché è stata una bellissima festa, l'abbiamo visto anche nelle immagini del nostro Marco Stabile, del nostro Gianluca Paladin, le interviste, eccetera. Insomma, è stato davvero un bel momento. Sì, mi sono gustato la partita perché hanno giocato molto bene. Infatti. Mi sono fatto anche un tempo in curva con gli amici perché, con tutto il rispetto degli altri settori, in curva è tutto un altro sapore gustare una vittoria di questo tipo. E poi mi sono visto gli ultimi attimi sotto canestro, che è ancora meglio vedere i nostri giocatori come riuscivano a portare a casa questa vittoria, che è meritata, e l'hanno fatta molto bene i giocatori, l'hanno costruita molto bene. Il merito ovviamente è loro, ma è merito anche di una città come Trieste, che si merita la Serie A, la A1, perché un pubblico come Trieste non può non avere un palcoscenico della massima serie. Quindi ritorniamo in quello che ci è dovuto. L'altro anno uno scivolone, forse non tanto colpevole da parte della società, forse qualcuno ha dato una spintarella per farci andare giù, ogni riferimento a Varese è puramente casuale, e quindi l'altro anno non dovevamo retrocedere. Quindi è stato abbastanza vergognoso l'altalena di penalizzazioni che hanno fatto gli altri, o piuttosto che le squalifiche a qualche nostro giocatore che l'ha scontata sotto l'ombrellone e poi ha cominciato a giocare tranquillamente come nulla fosse. Quindi diciamo che chi ci ha rimesso è soltanto la nostra squadra, ma chi ci ha rimesso è la città e questo pubblico così caldo, appassionato e competente, che non può che avere una squadra in A1 e soprattutto una squadra che mantenga la serie e magari possa anche pensare a sognare più in grande, come ha sempre fatto Trieste, insomma. Quindi un unico dispiacere che con questa vittoria l'amico Mario Ghiacci, che nel 2013 ha tenuto il timone della società a vario titolo, vuole lasciare. È un peccato, perché una risorsa come lui è importante. Le società si costruiscono con i professionisti, e senza un professionista come lui ci perdiamo, penso. Sai, non basta. Io sono, fra i vari difetti che ho, sono un interista e quindi ho vissuto gli alti e bassi delle montagne russe dell'Inter. Moratti, che ho conosciuto in famiglia quando giocarono a Trieste, ero presidente della provincia e gli feci giocare, grazie a Peppino Prisco, a Trieste, conobbi la famiglia e mi resi conto in quell'occasione che l'Inter non poteva vincere perché non aveva una società forte, aveva un presidente che spendeva, ma un presidente che non faceva una squadra competitiva. Quindi non basta avere i soldi, bisogna anche avere la gente competente che possa appunto farti una squadra forte. In questi anni Mario e il suo staff sono riusciti a farlo. Ricordo fra tutti Javonte Green, preso a $28.000, quindi poco più di 20.000 euro lordi all'anno. Oggi gioca in NBA, non so quanti milioni se ne porta, 7, 8, 10 all'anno, ed è un giocatore di punta dell'NBA negli Stati Uniti d'America. Quindi non puoi pescare sempre dei giovani talenti come Green, però in questi anni abbiamo avuto delle squadre molto molto competitive e quindi ripeto che l'altro anno è stata ingiusta la retrocessione, che secondo me non è meritata dal campo, ma è stata decisa a tavolino, magari penalizzando e poi togliendo le penalizzazioni a Varese, giusto per non far nomi.
Tanto per non far nome, intanto abbiamo visto le immagini, ringraziamo anche Max Tramontin per questa bella festa che poi è proseguita, immaginiamo, anche fino a notte fonda. Insomma, è stata davvero una bella festa, un bel momento. Assessore, ieri è stata però anche una giornata difficile, noi siamo stati in diretta straordinaria per molto tempo per l'avaria che ha interessato la barca, l'imbarcazione motonave tra Grado e Trieste, l'Audace, che imbarcava acqua dalla prua e ha rischiato insomma di affondare, poi alla fine insomma è andato tutto bene, la macchina dei soccorsi è stata praticamente perfetta, tutti in salvo, però il problema c'è, ora si dovrà far luce su quello che è successo. Sì, tanto complimenti alla macchina dei soccorsi, Capitaneria, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, tutti quelli sono allertati, il prefetto, Guardia di Finanza ha partecipato anche, quindi adesso non vorrei dimenticare qualcuno, ma certamente hanno fatto il loro dovere, come sono ben addestrati a fare. Quindi la macchina, la gente, ho visto nelle vostre immagini, che è scesa senza traumi, a parte il comandante che era incredulo. Sì. E a questo proposito è curioso capire cosa è successo. Perché lo stesso comandante ha raccontato di aver visto, no, allora, io di prua l'acqua salire. Un campione degli sport del mare, però ci vado da quando ero bambino, compreso in barca, e la prima cosa che ho pensato, visto che nei giorni scorsi l'Isonzo ha riempito il nostro golfo di alberi e di tronchi anche importanti, sì. E qualche volta mi sono visto sulla riviera di Barcola dei tronchi enormi e ho detto, ahia, qua se una barca lo prende di notte o in navigazione che è semisommerso, qua affonda in un amen. E ho pensato questo. Il giorno dopo, 2 giorni dopo, queste mareggiate, ieri c'era comunque un mar mosso, sì. E ho visto la notizia sui media e la prima cosa che ho pensato è che un albero avesse centrato la chiglia. Infatti, perché ed essendo quelle barche essere divise in gavoni, cioè in compartimenti stagni, sì. Si allaga uno, la barca un po' si imbarca, si inclina e comunque arrivi nel porto più vicino con qualche difficoltà, ma senza grossi, enormi comunque, rischi. No? Infatti. No? E pensavo fosse successo questo. Sì. Poi, alando la barca, cioè tirandola su, hanno scoperto che non c'è un buco sulla chiglia. No, non allora c'è la domanda foro, è, no. Posto che quando tu vari una barca nuova in Italia hai 1000 controlli, 1000 regole, se poi il registro navale italiano, la Capitaneria di Porto, quando tu vai per mare col passeggeri hai un controllo supplementare. Quindi la domanda è possibile che noi, che nel nostro golfo costruiamo le più belle barche del mondo, non siamo capaci di fare una barca che vada da Trieste a Monfalcone? Io penso che questo non sia possibile e quindi secondo me farebbe bene a fare una denuncia a qualcuno per capire cosa è successo. Cosa è successo? Che si indaghi la procura. Perché pare appunto che non ci sia proprio a 360 gradi. Nessun buco nella chiglia. Perché quindi è strano, sai, cioè, quando la sfiga colpisce sempre lo stesso, qualche dubbio me lo pongo. Viene il dubbio perlomeno, no? Rischiato un disastro con l'Audace, ci scrive Paola, si diceva già lo scorso anno che una carretta, in realtà no, questa è nuova. Questa è proprio un'imbarcazione nuova, no? Si diceva allora, dell'altra forse che io con i capelli non era grigi, adatta. e chi come me ha più di 40, cioè, e quelli che hanno qualche anno che non sono dei ragazzini, si ricorderanno che, come ha ricordato il nostro sindaco di Piazza, quando era sindaco di Muggia, inaugurò il primo collegamento marittimo dopo decenni e decenni. Una volta c'era sempre l'Ambriabella, no? l'Edra andava in Istria, l'Ambriabella a Grado e la Dionea faceva il Trieste-Muggia, Grignano, quello che fa adesso insomma il Delfino Verde. Il no? Delfino Verde. Sono queste 3 barche della navigazione dell'Alto Adriatico. Per decenni non ci furono e poi dopo tanti anni, fino agli anni 90, Roberto Di Piazza ebbe l'intuizione di sollecitare il trasporto pubblico Muggia-Trieste e c'era una barca che, se non sbaglio, di Procida, non voglio però, la memoria mi potrà dire ma non credo, si chiamava Salvatore II.
Era una barca con un motore diesel strainquinante, una roba che oggi sarebbe improponibile, però mi ricordo che era talmente scassata che quando andavi a bordo devi farti su nella croce, no? Perché non sapevi se... Bene, non mi è successo niente, che mi ricordo io. Tutto Quindi, liscio. Una barca fatta chissà quanti anni prima, no? Con le regole di ingaggio che c'erano quella volta a Procida, e non aggiungo altro, venuta a Trieste facendo il periplo d'Italia, della nostra penisola, e che ha funzionato. E quindi, io credo per mare, dei dubbi me li pongo. Salvatore II era effettivamente, si ricordava bene, assolutamente. L'età la memoria non mi tradisce, poi sai che i vecchi hanno la memoria lunga, no? È impeccabile in questo caso. Il relitto è stato ospitato da un po' di tempo, questo era del 2020 nel cantiere San Rocco. Lì in bella mostra, che poi costa. Il problema delle barche vecchie è lo smaltimento. Lo smaltimento, per questo noi, come anche assessorato all'ambiente della regione, promuoviamo appunto questo tipo. Chi è stato un genio in questo, non voglio portare l'acqua al mulino di un amico, che Furio Benussi ha preso una barca che era da rottamare, no? Attualmente Arca, ma Arca Team di 30 metri, e l'ha fatta diventare una delle barche più performanti del Mediterraneo nella sua categoria, insomma. Quindi Scandia si chiamava, era buttata in un cantiere qualche isola spagnola, se ricordo bene, lui l'ha presa, l'ha rifatta tutta, ma il problema era lo smaltimento. Infatti, lo smaltimento, perché sai, barche di 30 metri, così. Stesso problema ce l'ha il Borino del Nautico, che come regione faremo un progetto per smaltire quello e dare al Nautico la dignità di avere una o più barche all'altezza di questa scuola prestigiosa che tutti ci invidiano. Infatti, che è un'eccellenza proprio della Altra nostra notizia città. Che non sapevate. No, infatti ci ha dato una novità. Allora, c'è una telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Buongiorno, dottoressa Buccarella. Buongiorno. Sono Maurizio, buongiorno anche al suo ospite, Buongiorno, Maurizio. cioè, Fratelli d'Italia Scocimaro. Senta, vi interrompo su questo dibattito inerente al tempo, le barche, interessante odierno, per purtroppo una polemica. Adesso io volevo dire, non condivido assolutamente, però anche scrivendo un documento più elaborato insieme, non condivido assolutamente l'atteggiamento politico sulla questione di Ilaria Salis. Vabbè, tenuto anche dal nostro Presidente del Senato, La Russa, per dire che non è democratico, in poche parole, scarcerarla, eccetera, eccetera, ma un atteggiamento politico. Ma comunque, ecco, qua, Comune di Fratelli d'Italia, Fabio Scocimaro, io non so, può avere un diverso pensiero. Queste cose qua sono da Medioevo, che comunque sia una criminale la Salis, e io non penso che un tale efferatezza sia la Salis, comunque un criminale non merita di essere trattato in quel modo. Dal Medioevo era così, adesso siamo nel 2024. Cioè che non doveva essere incatenata, insomma, manette. Dell'esponente Scocimaro, un vostro commento. Un'esagerazione, insomma. Così per me. Capito? Questa è la sua opinione. Maurizio sì. Ha detto che la carcerazione che sta subendo, giusta o ingiusta che sia, è troppo forte, è troppo cruenta. Sì, questa modalità, insomma, di vederla con le manette, con le catene, no? Allora, è stato... non entro nel merito se è giusto o meno far entrare in manette una persona che comunque, che è innocente fino all'ultimo grado di giudizio, però è accusata di tentato omicidio, perché parliamo che queste persone giravano per l'Ungheria con dei martelli addosso, non so se la Salis ce l'aveva addosso, non ricordo, però comunque il gruppo con cui faceva riferimento girava con i martelli per dare in testa alla gente che non la pensava come loro, che poi siano comunisti, nazisti o indifferente di che idea politica. Io ritengo che chi non la pensa come te lo puoi contestare verbalmente, ma non gli puoi dare delle sprangate in testa, come è successo quando ero ragazzo a un mio coetaneo di Milano, un certo Sergio Ramelli, che di destra la pensava diversamente, e dei bravi ragazzi dell'Università Statale di Milano lo sprangarono con delle chiavi inglesi, rimase in coma un mese e poi morì.
solo perché aveva idee diverse. Sotto casa lo aspettarono, quindi neanche dire una manifestazione. Questi ragazzi finirono l'università, diventarono professori, medici, primari, e dopo tanti anni un pentito delle Brigate Rosse fece i loro nomi e questi quasi increduli che vennero accusati di questo omicidio, perché sai, in fin dei conti uccidere un fascista non è un reato. Ecco, questa è più o meno la motivazione che ha spinto quelle persone che sono andate in Ungheria a sprangare delle persone che non la pensavano come loro, per amor di Dio, anche con idee aberranti, quanto vuoi, ma non puoi tentare di ammazzarle. E quindi è un tentato omicidio. Detto questo, le scene sono state dal punto di vista mediatico molto caricate. Ricordo che anche in Italia entri con le manette nei tribunali, poi diciamo che col senno di poi, anche se non entravano le manette non cambiava niente. In Ungheria hanno delle regole di ingaggio diverse, vai in carcere e ci resti normalmente. Noi abbiamo leggi diverse, auspico che cambino, come cambiano anche le regole di ingaggio della polizia. Non è possibile che con la polizia, con le forze dell'ordine tu puoi fare quello che vuoi e chi si rimette è il poliziotto. Vedere le scene di Pisa è intollerabile. I ragazzi non possono e non devono, ma non solo non attaccare o mettere mani addosso, ma mancare di rispetto alle forze dell'ordine. Quando ero ragazzo io a scuola, per questo ti prendevi 2 schiaffoni, finivi in questura, il giorno dopo andavi a casa, prendevi botte anche dei genitori. Questa era la prassi quando tu mancavi di rispetto. Non dico mettere le mani addosso a un poliziotto. Quindi la Salis, secondo me, è un caso mediatico, ha raggiunto il suo obiettivo, andare in Europa ben remunerata. La cosa positiva è che se effettivamente le case popolari, l'Aler, come si chiama, l'Ater di Milano, ha dei debiti, ha dei crediti nei confronti, quindi un debito della Salis di 90.000 euro, li potranno pignorare lo stipendio e quindi potranno recuperarlo, quindi qualche bella notizia c'è ogni tanto, insomma. Allora, sentiamo chi è in linea con noi. Pronto? Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno a voi, Sergio. Sergio, buongiorno. Ecco, volevo domandare a Scocimaro come va con, perché non vedo ancora soluzioni sulle segnalazioni che ho fatto un migliaio di volte riguardo i paletti carta rinfrangenti sulla Tarvisiana, chiamiamolo, la strada che va dal dal quadrivio di Opicina fino a Sistiana. Lì mancano i cartelli carta rinfrangenti da anni e anni. Un'altra cosa volevo sapere perché la regione non pulisce quando fa lo sfalcio dell'erba ai margini della carreggiata delle strade, non tira sull'immondizia, è una vergogna. Se adesso si va a vedere la Trieste Opicina che è stata sfalciata poco tempo fa, vediamo le bottiglie di plastica, vediamo i barattoli e perché non vengono raccolti non si sa. Ecco, questo è un discorso. E inoltre volevo sapere quando si apriranno le fontane del palazzo della regione di Piazza Grande, di Piazza Unità d'Italia. Ecco, volevo sapere che sono sempre inattive da anni e non si sa perché non vengono aperti, come non viene aperta la fontana dei 4 continenti e non viene riparata. Grazie e una buona giornata. Grazie Sergio, buona giornata a lei. Allora, domanda precisa. La domanda più semplice è dell'acqua, che c'è ancora, nonostante le piogge e le mareggiate, le falde acquifere della regione sono diminuite, esiste tuttora un'emergenza acqua, nonostante le piogge non siamo ritornati ad avere la disponibilità che servirebbe per l'agricoltura e per quant'altro, quindi c'è comunque un discorso di fare attenzione allo spreco dell'acqua. Ricordo che in Friuli ci sono decine di migliaia di pozzi artesiani, cioè naturalmente sgorga l'acqua, che poi quella non è che poi viene più riciclata, se ne va e va a finire poi a mare. C'è un'ordinanza che impone di mettere completamente gratuito a spese della regione una riduzione a questo spreco d'acqua, che, lo ricordo, è come un fiume dell'Isonzo in media piena, per capirci, 1 miliardo di metri cubi di acqua all'anno che noi sprechiamo naturalmente, perché comunque se ne va in maniera naturale, che corrisponde al 20% del fabbisogno idrico dell'Italia. E quindi c'è questo problema dello spreco dell'acqua. E le fontane pubbliche vanno in questo senso, cioè tu non devi sprecare l'acqua, se non mettendo un sistema di ricircolo che non mi risulta sia al momento
stato ancora fatto. Quindi c'è questo impegno e anche i fondi che ho fatto mettere dalla Regione, perché le pubbliche amministrazioni possono mettere il riciclo dell'acqua ma non possono sprecarla lasciando aperte le fontane come non ci fosse mai un domani. È bello sentire l'orgoglio dell'acqua, ma poi prima o poi i conti qualcuno deve pagarlo, e purtroppo, visto che le falde acquifere che sono lì da centinaia d'anni sono diminuite di tanto, non si vede perché sono sottoterra, e quindi se vogliamo che i nostri figli e nipoti possano avere l'acqua come ce l'abbiamo avuta noi, non bisogna usarla come non ci fosse mai un domani. Questo per quanto riguarda l'acqua. Per quanto riguarda invece le sporcizie e gli sfalci, non mi sottraggo, premesso che tutto è perfettibile, e mi dispiace che le segnalazioni che ha fatto il signore al telefono e che ho fatto io ai miei colleghi, che poi per competenza le trasmetteranno ai gestori delle strade, non hanno avuto ancora risposta. Grave, lo rifarò ancora. Ripeto, io ho fatto questa segnalazione, ma non sono io il competente, non per questo che mi autoassolvo, anzi il contrario. Perché gli sfalci sì, la pulizia no? Intanto andiamo a monte, perché ci sono i rifiuti a bordo delle strade? Perché per inciviltà della gente. Io sto spendendo molto come educazione ambientale affinché soprattutto i bambini insegnino a casa agli adulti che c'è un percorso virtuoso affinché tutti noi siamo consapevoli di come si utilizzano, riutilizzano e si buttano i rifiuti, non dal finestrino delle macchine certamente. È molto cambiato, molto deve ancora fare, quindi i rifiuti sono là perché la gente è incivile, questo è il problema principale. La seconda cosa è che normalmente, e così funziona nel pubblico, non c'è più come una volta quando ero bambino lo spazzino che passava e faceva sia lo sfalcio che la pulizia. Oggi hai un appalto per lo sfalcio e uno per la pulizia, e quindi purtroppo questo è. Io e anche noi come giunta regionale stiamo lavorando molto sulla semplificazione delle procedure, però ai noi siamo in un paese di diritto dove la maggior parte delle norme, fra l'altro, discendono per il 70% da norme europee, e quindi questo è il sistema paese. Tutto perfettibile, certamente, errori ne facciamo anche noi, per amor di Dio, però diciamo che non è uno dei mali peggiori, insomma. E comunque, ripeto, se i rifiuti sono per terra al bordo della strada, vuol dire che qualche incivile ce l'ha buttato, insomma. Quindi sarebbe anche da cominciare a multare queste persone, perché io ho dato ai miei dirigenti sempre questo input: quando il pubblico emette una multa, allora è una sconfitta per il pubblico, perché non siamo riusciti a educare le persone a fare le cose corrette o a metterle nelle condizioni di fare le cose corrette. Quindi anche quando l'Agenzia per l'Ambiente, che dipende dal mio assessorato, mi mostrano l'elenco delle multe, dico: questo è un capitolo di spesa che è una sconfitta. Non è che perché incassiamo soldi delle multe va bene, va male. Quel capitolo deve tendere allo zero per le multe. Allora, un'altra telefonata, poi dobbiamo andare rapidamente in pubblicità. Pronto? Buongiorno. Dottoressa Buccarella, buongiorno a lei e al suo ospite, sono Fulvio. Buongiorno Fulvio. Allora, mi sono piaciute le parole dell'assessore, soprattutto sul rispetto verso le forze di polizia, e ha perfettamente ragione. Ma il rispetto è su tutto, il rispetto è anche sulle leggi, il rispetto è sulla legge di cosa si può fare in Portofranco Nord, detto Porto Vecchio, e che viene violata. Il rispetto è anche il trattato di pace che viene violato. Il rispetto è anche di non dover pagare quello che non dobbiamo pagare, rispettare la legge, per esempio sull'IVA, che dice che su tutto il territorio dello Stato. Allora, come la mettiamo? Il rispetto deve essere su tutto o su niente, non essere solamente su una parte. Caro assessore Scocimaro, tiriamo fuori il trattato di pace, perché è legge, la 3054, potete il rispetto anche del trattato di pace, insomma, della legge. Grazie Fulvio. Allora, io rispetto, come giustamente rispetto l'opinione di tutti, rispetto l'opinione di Fulvio, che non condivido minimamente, perché se così fosse ci sono anche degli organi di giustizia sovranazionali che avrebbero dato ragione a Fulvio. Lui sta parlando di un qualcosa, è stato partorito all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, quando Trieste era contesa fra l'Occidente, a cui naturalmente appartiene,
e l'Est con la Jugoslavia comunista di Tito che voleva fare la sesta federativa qui. In quell'ottica è nato un cuscinetto che si chiamava Territorio Libero e che voleva appunto in maniera transitoria, fra l'altro ricordo che era previsto che il governatore di Trieste doveva essere uno straniero, quindi noi saremmo stati governati da un commissario dell'ONU, giusto per capirci. Allora, tutto bello come esercizio di ricordo storico, poi per quanto riguarda la realtà le cose sono andate diversamente, e quindi sarebbe un capitolo molto lungo, non basterebbe un'intera trasmissione di Sveglia Trieste per parlare solamente dei fondamentali di quello che è successo, di quello che poteva succedere. È andata così, oggi siamo contenti di essere parte di una delle potenze più importanti del mondo, fra l'altro oggi inizia il G7 presieduto dalla nostra Premier, la mia amica Giorgia Meloni, e quindi che ha ricevuto ieri il Presidente degli Stati Uniti d'America e quindi farà la regia di quelle che sono le decisioni che i grandi del mondo devono prendere in questo momento. Quindi io sono contento che oggi Trieste faccia fieramente parte dell'Italia, anche in un contesto nuovo dove nuovamente Trieste si può prendere una centralità nella politica europea, cosa che finché c'era il muro di Berlino in piedi e la famosa cortina di ferro che passava per Buiese fino a Stettino, voglio dire, era impossibile. Chi andava a investire in una città che nei piani di difesa era indifendibile, perché questo era, perché i ragazzi della mia generazione hanno fatto il militare a Trieste, perché a Trieste si sapeva che in caso di conflitto con l'Est, NATO, patto di Varsavia, Trieste era indifendibile, si cominciava a difendere l'Italia dal tagliamento e noi avevamo le truppe Trieste che avrebbero dovuto fare una sorta di guerriglia e per cui si faceva militare in via Rossetti e in via Cumano, non perché eravamo raccomandati, ma perché era una strategia di difesa e tutti i triestini delle mie generazioni hanno fatto i militari a Trieste, quindi Trieste era già allora considerata un avamposto, oggi non è più così, quindi come vede, caro Fulvio, è molto fluida la politica internazionale, oggi ci stiamo rivivendo un mini rinascimento di Trieste e in virtù anche del fatto che è cambiata la geopolitica d'Europa. Quello che lui sta parlando è un bel esercizio di accademia di storia, ma secondo me non è più attualità, rispetto alla sua idea, come lui giustamente vuole che si rispettino le sue. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, sentiremo ancora altre telefonate subito dopo, fra pochissimo. Allora, bentornati in diretta con noi a Sveglia Trieste, sempre con l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro, qui con noi a rispondere alle vostre telefonate, ce n'è un'altra in attesa, la sentiamo subito. Pronto? Buongiorno. Buongiorno signora Buccarella, buongiorno a lei e a Scocimarro. Buongiorno Nivea. Allora, io volevo dire una cosa Scocimarro, sulla Salis, perché mi hanno portato proprio sul ghiaccio il signore che ha telefonato prima, no? Sì. Il giorno dopo le elezioni il padre della Salis era ospite dalla Berlinguer su Mediaset e ha nuovamente rimproverato il governo perché non aveva fatto ancora la richiesta per la liberazione della Salis, visto che aveva vinto che era parlamentare alle europee. Sì. Allora, non hanno mai ringraziato il governo della Meloni per il fatto che era stata messa ai domiciliari grazie al nostro governo. No? Stessa cosa con quello Zacchi che era stato in Egitto, imprigionato, è stata la Meloni a farlo ritornare in Italia, no? Anche se non era cittadino italiano, mentre ha anche attaccato il governo nuovamente appena liberato, questo era il grazie. Mentre quel signore, che adesso mi sfugge il cognome, che era da anni in America e si proclama innocente, sì, è stato portato in America ed ha abbracciato la Meloni, mi sembra, no? Allora, veramente nessun grazie al governo Meloni per quello che sta facendo, mentre gli altri evidentemente non l'hanno fatto. Volevo dire a quel signore che ha telefonato, e lei mi corregga, Scocimarro se sbaglio, no? E che la Salis è già stata condannata in Cassazione per 2 o 4 volte, adesso non so, mi sbaglio, per gli stessi reati che è stata condannata
che è sotto processo in Ungheria. Allora mi chiedo, ma che cosa vogliono veramente? Qualche volta bisognerebbe anche ammettere, no? Queste cose. E la sinistra estrema, Verdi, che come diceva Feltri, sono come diciamo le angurie in triestino, no? E sono verdi di fuori e rossi di dentro. Non è bastato il flop che hanno fatto con Soumahoro, no? Che adesso l'hanno mandato fuori dal partito, ma stanno insistendo ancora con queste elezioni di persone che non sono degne di rimanere su uno scranno diplomatico o istituzionale. Grazie. Grazie Nivea, buona giornata. Grazie Nivea, ha detto tutto lei, però effettivamente c'è una sinistra, piuttosto una sinistra estrema, che non sa opporre alla destra che governa delle idee, delle alternative, ma si aggrappa all'antifascismo oppure a delle persone che costruite mediaticamente, come la Salis, che nessuno sapeva chi fosse, una delle tante decine di insegnanti che fanno politica anche violenta. Mi risulta anche a me che abbia avuto delle condanne. Oggi non ha la condanna, quindi c'è la presunzione di innocenza, però insomma diciamo che le candidature imbarazzanti in certi partiti ci sono. E poi, per amor di Dio, sappiamo benissimo che questo è un caso mediatico e quindi così è stato sfruttato per quanto riguarda questo. Vedremo poi, come ho detto prima, c'è anche la cosa positiva, riusciranno a pignorare tutti gli affitti arretrati che deve pagare, insomma. Allora, c'è una mail da parte della signora Paola che scrive: parliamo anche dello sgombero del silos, dove li collocano oppure chiudono e basta. E poi ancora Piero, sempre sullo stesso argomento, dice: buongiorno, era ora finalmente lo sgombero del silos, come la quasi totalità dei triestini arcistufi della presenza di indesiderati dediti a violenze, spaccio, rapine, soprusi eccetera. Non posso che accogliere con fervido entusiasmo la decisione presa. Ricordo ai sostenitori dell'accoglienza a ogni costo che le leggi vanno rispettate. Insomma, certo, ma come ho detto prima, dato che si possono modificare le leggi e si può anche modificare anche le regole di ingaggio della polizia, che non può essere sempre che giochi in difensiva. Abbiamo delle forze dell'ordine brave, preparate, che il resto del mondo ci invidiano. Quando erano a Siria i nostri carabinieri insegnavano agli iracheni come si fa ordine pubblico e lo facevano molto bene, e quindi non abbiamo nulla da imparare da nessuno, men che meno dagli americani. Voglio dire che abbiamo visto le regole di ingaggio che hanno. C'è anche una via di mezzo in cui non devi assolutamente permetterti di mancare neanche di rispetto, non solo di toccare, e quindi devi avere anche la certezza che se commetti un reato vai dentro. Il governo Meloni si sta muovendo in questo senso, non è facile, anche dividendo la magistratura da giudicante a inquirente, che come in tutte le democrazie occidentali più antiche, come l'inglese e l'americana, esiste. Quindi non vedo lo scandalo a fare una cosa del genere, che poi è sempre stato nel programma di Fratelli d'Italia. Ci avevo sempre detto, la magistratura va divisa, appunto. Come il Premier va eletto direttamente dal popolo, come sindaco, presidente della regione, insomma, delle ovvietà che sono nei programmi di chi ha vinto, quindi non vedo cosa sia il problema ad applicare, come anche nel valorizzare il ruolo delle forze dell'ordine, avere delle pene certe, avere chi commette un reato ci vada in carcere, delle cose che sembrano così facili da dire ma difficili poi da applicare se hai chi ti rema contro. Quindi bene questo. Silos, allora, il silos non è l'unico problema, perché noi usciamo dalla stazione e ci vediamo questi disgraziati che entrano e escono dai buchi del silos, che è una proprietà privata, ricordo. Ma abbiamo anche altri problemi, altri capannoni del Porto Vecchio che non sono ancora stati restaurati, sono ormai, che sono anche più tranquilli, oggetto di occupazioni abusive, che sarebbe il meno, perché poi ci sono gli operai delle ditte appaltatrici che fanno i lavori di restauro, che si trovano dentro questi ospiti che ovviamente abusivi e che hanno difficoltà a fare cantiere, oltre che pericoloso per loro. Quindi voglio dire, il problema è importante. Va data una collocazione che sia dignitosa. Noi siamo cristiani, quindi una volta che noi cercheremo in maniera più importante possibile che tutte queste presenze di clandestini abusivi diminuiscano e che sia effettivamente la possibilità di entrare solo a chi è invitato o chi effettivamente scappa dalla guerra, come gli ucraini che venivano qui da noi e venivano le famiglie portate dagli uomini, lasciavano le donne, i vecchi e i bambini e ritornavano in Ucraina a difendere la loro patria. Qua è il problema capovolto: uomini, donne, vecchi e bambini
i più vecchi restano nei paesi dove c'è la guerra e i ragazzi di 20 anni vengono qua. C'è qualcosa che non funziona, secondo me. No? Dico, sono altro, sono dei vigliacchi, dico, perché io farei il contrario, poi metterei in salvo la mia famiglia e tornerei a difendere la mia patria. Poi qualcuno la pensa come così, però la famiglia la porta via, non è che la lascia in posto di guerra. Ecco, quindi pensiamoci un attimo tutti questi che scappano dalle guerre, no? A riempirci la bocca. Dopodiché chi scappa dalla guerra è giusto che abbia un'ospitalità, ma non solo in Italia, in tutta Europa. Certo. E si spera che nella nuova Europa, il nuovo Parlamento, ci sia questo, anche se non tutti sono d'accordo, perché ogni paese giustamente dice facciamo l'accoglienza ma a casa tua e non a casa mia. E poi li portiamo in un posto che abbiano un tetto, che abbiano un rubinetto, che abbiano un letto dove dormire, dopodiché facciamo in maniera che vengano ricollocati, come ho detto, in tutta Europa. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno dottoressa Bucarella, sono Oscar. Oscar, buongiorno. Buongiorno all'assessore Scocimaro. Una domanda per quanto riguarda lo sfalcio dell'erba sulle varie strade, ovviamente di competenza regionali, visto che lei appunto è l'assessore. Se l'appalto o diciamo il capitolato dell'appalto per quanto concerne lo sfalcio andrebbe secondo me modificato, perché, e le spiego, le chiedo, viene tagliata l'erba solamente per quant'è la distanza, che sa che c'è quel trattore, che c'è quella specie di rullo che gira, che taglia gli arbusti e l'erba, è 1,5 metri circa, quindi 1,5 metri dalla striscia che delimita la careggiata ed perdoni per la voce che sono un po' raffreddato, ed 1,5 metri in altezza, mentre, mi scusi per il paragone, basta oltrepassare qui il confine, la distanza che viene diciamo tagliata l'erba, gli arbusti è ben maggiore, se non il doppio rispetto a quello che viene fatto qua da noi. Mi chiedevo se questo era possibile, diciamo così, perché comporterebbe anche una minore spesa per la regione, perché ci sarebbero minori interventi durante l'anno da fare. La ringrazio per la risposta, le auguro buona giornata. Grazie a lei Oscar, buona giornata. Grazie, sì, non mando la palla in tribuna, ma non è di competenza dell'ambiente, anche se poi come ambiente mi attribuiscono tutto quello che riguarda la natura e li ringrazio, però non è così. Ed effettivamente abbiamo degli appalti complicati e stiamo da 5 anni ormai, quasi 6, cercando di velocizzare e sburocratizzare tutta la macchina pubblica. Non è così semplice, però ripeto, sbavature ci saranno, in futuro ci sono state, quindi nessuno indenne da errori. Anch'io passando per le strade vedo che qualche volta, come 2 volte oggi sono ricordato in queste telefonate, non tutto è perfetto, mi farò parte attiva nel portare queste istanze. Non è semplice, anche perché molte strade sono divise fra competenze diverse. Una volta c'erano addirittura le strade comunali, provinciali, regionali, statali, le concessioni autostradali, quindi ognuno aveva una competenza sul suo piccolo orticello, quindi non si può assolutamente generalizzare, però ripeto, per quello che è di competenza della Regione, io non posso fare altro che sollecitare i miei colleghi di giunta di competenza appunto sulle strade a fare un lavoro quanto migliore possibile. Non mi pare che sia messo così tanto male, però ecco, ripeto, tutto è perfettibile, nessuno è indenne da errori, non mi sottraggo alle critiche che sono sempre come queste telefonate costruttive. Un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, sei in linea? Sì, buongiorno. Mi sentite? Sì, buongiorno. Buongiorno Bucarella, alla gentile redazione, al gentile ospite e tutti i telespettatori di Tele4. Io volevo prendere un po' spunto, lo prendo a spunto perché ritengo che alcune precisazioni vadano fatte. La risposta che ha dato il gentile assessore Scocimaro riguardante al territorio libero. Allora prometto, quello che ha detto, ha affermato Scocimaro per TV, fondamentalmente sono tutte cose giuste, però ci sono dei però. Allora, innanzitutto la sentenza di Corte Cassazione ha definito una cosa, che Trieste è diventata italiana in base all'ultima sentenza della Corte di Cassazione dal 1965, mentre c'è un vuoto, un buco, tra il 1955 e il 65. L'unica cosa che c'è è che Trieste non era italiana. Però c'è anche un'altra cosa da dire, che chi ha promosso la causa praticamente ha definito
con questa sentenza della Corte di Cassazione le posizioni sia dello Stato italiano sia dei promotori di chi vogliono il territorio libero. Cioè, non si può aggiungere altro con quella sentenza. Questo dà base per il ricorso alla Commissione europea. Allora porteranno alla Commissione europea la sentenza della Corte di Cassazione di questa che abbiamo citato, più i promotori le loro ragioni, e lì effettivamente c'è tutto quanto ancora da decidere. Dico, senti, siamo ancora sul discorso di un altro mare, però c'è anche un altro però. Vede, a me ricordo ogni volta che qualche politico parla di TV, per TV, del territorio libero che non esiste, eccetera, 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 mi ricorda quel proverbio cinese, mostra la luna, lo stupido guarda il dito, no? Perché alla fine non è una questione di simpatia o antipatia per l'Italia, perché personalmente mi reputo italiano, sono italiano, però si tratta di trovare degli escamotage contro, e qua sfido chiunque a contestarmi, contro il decadimento dell'economia nazionale triestina. Noi abbiamo a Trieste il 25% della povertà, di gente che è in povertà. Capito, quindi questo è il punto secondo lei. Va bene, grazie della telefonata, buona giornata. Allora, avevo già parlato prima, quindi un esercizio che andrebbe fatto con una trasmissione molto lunga, con dati oggettivi. Lancio là una domanda, una provocazione, ma siamo sicuri che nell'ipotetico con la lampada di Aladino che riuscissimo ad avere il territorio libero di Trieste si starebbe meglio? Domanda, non lo so, perché ogni tanto chiama qualcuno dicendo ci vorrebbe l'Austria. No, permesso che l'Austria di oggi è un 50° dell'impero asburgico di una volta. Ricordo a tutti che nell'impero asburgico si stava bene a Trieste, ma stavano bene le grandi industrie, i carciotti, il Morpurgo con la riunione di Sicurtà, i vari Revoltella, no? I Domenico Rossetti stavano molto bene, ma il popolo abitava in una casa, dove avevo io una casa a Via del Crocefisso, no? Che c'erano 4 mini livelli, stavano 15 persone, no? In 100 metri quadrati, no? Voglio dire, quindi stiamo attenti. Lo sciopero dei fuochisti del 1904 contro l'Austria è perché morivano di fame, quindi anche questo mito che si inventa, no? della Trieste asburgica, certamente grazie all'impero asburgico Trieste divenne Don Borgo, grande come Duino Orisina, divenne uno dei più grandi porti del mondo. Questo è verissimo. Però è anche vero che la gente, il popolo, non è che stava benissimo. E così pure anche il territorio libero di Trieste. Stiamo attenti a non fare un mito, facciamo che un calcolo dare-avere, cosa conviene, cosa non conviene e quanto il popolo starebbe meglio. Ricordo da Presidente del Fondo Trieste che negli anni buoni, per decenni, furono immessi una sorta di cassa del mezzogiorno a Trieste di decine di miliardi di allora lire, e hanno costruito scuole, ospedali, strade, città sportive, chi dette tutte le società nautiche del Golfo, chi le ha dato i soldi per diventare così belle, giusto per capirci. Ecco, ed era il fondo Trieste, fondo statale. Dopodiché tutto è perfettibile, però facciamo un giorno un esercizio magari con i dati alla mano, così al di là dei trattati di pace, del legato 8º, 7º, 12º, 15º, quanto converrebbe? Un'analisi più realistica. Chi ci difende? Chi garantisce? Quindi per l'amor di Dio, stiamo attenti, certo. Piccolo è bello, ma non è detto. Quindi... Non è detto sempre. E poi ripeto, questo è un discorso accademico. Poi il giorno che dati alla mano si può fare un serio dibattito, ci vorrebbero comunque dei giuristi, degli esperti di diritto internazionale e non un umile assessore all'ambiente, energia e sviluppo sostenibile che ha titoli accademici alla facoltà di lettere e filosofia. Quindi io mi permetto solo questa riflessione e provocazione. Ci converrebbe? Come quelli che alleggiano ritorniamo all'Austria, ma l'Austria ormai è un paesino piccolo, meno del Veneto, ci vorrebbe andare col Veneto piuttosto, forse sì. volendo fare una scelta che è un PIL più alto dell'Austria. Infatti. Allora, buona giornata, ci scrive Claudio Visintin. Dottoressa Laura, l'amico assessore Fabio, sono Claudio Visintin, chiedo in cosa consiste il suo intervento domenica alla 13ª edizione di Mare Nord-Est, e quest'anno la presenza della Regione sarà rafforzata con la partecipazione di ARPA
ARPA. Grazie e buon lavoro. E poi ci chiede di leggere un po', ne leggo proprio alcuni versi della sua poesia dedicata a Trieste vola. Torna in A1 dopo un anno tra le rive del mare scintillante, nasce Vittoria Pallacanestro Trieste, dono radiante, con gli occhi pieni di dolcezza e sorriso che infonde allegria e bellezza. In festa stanno già auguri di vita lunga e serena, di giorni felici e luce piena. Io ringrazio Grazie, Claudio di tutto quello che fa e mi domanda, e io tra i tanti difetti che ho non ho l'invidia, ma un pizzico nei confronti di Claudio, della sua famiglia, dell'amore per la famiglia, per la moglie dopo tanti anni, un po' di invidia o qualcosa di simile ce l'ho, perché veramente Claudio è una persona eccezionale, sempre positiva, no? Nonostante la vita gli abbia riservato un lutto importante del figlio, e quindi è comunque bello vedere Claudio, sentirlo, leggerlo, e ti mette di buon umore in giornata, quindi grazie di esistere Claudio, a te e alla tua signora. Ah sì, mi ha chiesto di Mare Nord-Est. Mare Nord-Est inizia questo weekend e sono gli Oscar della subacquea e tutta una serie di eventi che riguardano il mare, e noi saremo presenti come regione, come ARPA, che è l'Agenzia per l'Ambiente, quindi il mare, e rilanceremo la nostra proposta forte di fare una segreteria adriatico-ionica per la tutela del mare, non solo per l'ambiente ma anche per la sicurezza. Ieri abbiamo visto che le forze di sicurezza sono intervenute ai massimi livelli, quindi 10 lode, ma estendiamo questo intervento di sicurezza e non solo, anche ambientale, a tutto l'Adriatico, tutto lo Ionio. Ne ho già parlato col ministro, l'amico Nello Musumeci, ministro politica del mare, con il segretario generale dell'iniziativa centroeuropea, il senatore Antonione, e questo sarà uno dei prossimi obiettivi che andremo a chiudere. Segreteria per la sicurezza e la salvaguardia del mare Adriatico-Ionio, segreteria a Trieste, possibilmente all'Ince in via Genova. Allora, buongiorno, cosa pensa l'assessore? Ci scrive un altro Claudio, l'assessore Scocimarro, delle polemiche in merito al premio giornalistico Almerigo Grills. Allora, Almerigo Grills era un mio carissimo amico. Quando Diego D'Amelio del Piccolo mi chiese chi erano i miei riferimenti politici, dissi 2 fratelli maggiori, quando ero giovane a scuola, ed erano Paolo Morelli, fratello appunto di Roberto, tutto cuore e coraggio, un leader della destra triestina, e l'altro era Grills, Almerigo, il migliore di tutti, un leader della destra giovanile italiana. Se oggi fosse vivo sarebbe certamente ministro, senza problemi, o un grande giornalista come Paolo Mieli, che pur di sinistra ammiro. Anche Paolo Mieli fece un percorso di sinistra in gruppi estremi. Ricordo che Grills faceva parte del Movimento Sociale Italiano, gruppo parlamentare democratico che aveva rappresentanza in Parlamento, e quando qualche pazzo calmanato, 4 gatti, fanno un presidio contro quelle che erano le imprese squadristiche, spedizioni punitive di Grills in Carso o a San Giacomo, ricordo che erano comizi regolarmente autorizzati a San Giacomo piuttosto che in Carso del movimento sociale, che venivano impediti, e quindi ovviamente ti impediscono di parlare. Negli anni di piombo qualche schiaffo volava. Tra impedire un comizio regolarmente autorizzato dalla questura del movimento sociale a definirlo spedizione punitiva, ragazzi, ce ne corre. Quindi informatevi, gli atti sono questi, e chi non conosce per ignoranza o per malafede straparla di Almerigo Grills, che poi scelse la carriera giornalistica e divenne un grande giornalista, e morì in Mozambico, anche là infangato, faceva il portavoce delle truppe mercenarie. Non è vero niente. Almerigo andava in prima linea, e purtroppo lì è morto con una pallottola in testa, a documentare per tutte le testate del mondo le guerre. Andava, poco prima di andare in Mozambico, dove purtroppo è morto, mi raccontava che nelle Filippine con i guerriglieri comunisti, ovviamente lui non gli aveva detto il suo percorso politico, li filmava mentre facevano guerriglia, i guerriglieri appunto filippini, e lo chiamavano compagno Almerigo. E quindi lui ha filmato tutto, quindi era un giornalista a 360 gradi, oggi sarebbe un grande giornalista o un grande ministro. Era un grande leader della giovane destra italiana all'epoca, e quindi così vogliamo ricordarlo. È giusto il premio giornalistico Grills, è giusta la via Almerigo Grills, l'ho intitolata a Barcola. Allora, grazie all'assessore Fabio Scocimarro per essere stato con noi questa mattina. Torni a trovarci presto qui a Sveglia Trieste. Invitatemi, vengo volentieri. Benissimo, grazie. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Fra pochissimo sarà con noi la consigliera regionale del Patto per l'Autonomia Giulia Massolino. Fra poco.
Bentornati in diretta, allora diamo subito il buongiorno alla consigliera regionale del Patto per l'Autonomia, Giulia Massolino, buongiorno. Buongiorno, bentrovate a tutte e a tutti. Che vediamo con una bella felpa con siamo ancora in festeggiamenti, vogliamo tenere ancora addosso il bel calore del palazzetto di ieri sera che era veramente infuocato, c'è stata una gran prestazione, un gran tiro e un gran festeggiamento per un meritato ritorno in A1. In A1, davvero. E a lei dottoressa, l'ospite alla città, alla pallacanestro e a tutti i muli, ci scrive Gianni, che hanno portato Trieste sul podio, una giornata felice e un grande grazie al dottor Stabile e alla sua capacità di trasmettere quell'entusiasmo che lo invade in tutte le sue fibre, un particolare grazie, glielo gireremo questo complimento perché davvero era quasi senza voce ieri per la contentezza a tutti quelli che con grande professionalità hanno risolto in maniera incommiabile, da grande esempio, il salvataggio e l'assistenza ai passeggeri della motonave, bravi. Oggi festa della Polizia Municipale, un piccolo ricordo dei vari nomi che dei veri triestini venivano chiamati. Il primo era Lamparetti, seguito Guardi del Radiccio, Tubi Cerini, credo che basti. A loro un grande grazie per il loro indispensabile servizio alla città. Invierò una foto di quel periodo se ne sarò capace e credo lo abbia anche fatto. Adesso vediamo se riusciamo a farla vedere in onda. Eccola qui, vediamo se riusciamo a ingrandirla, insomma questa una foto d'epoca della Polizia Municipale. Grazie a Gianni, ci ha ricordato insomma tre cose, due notizie di ieri, una assolutamente lietissima, quella che stavamo commentando prima, poi anche quella relativa alla nave, alla motonave Audace. Adesso saranno da accertare le cause di questo incidente, per fortuna tutto si è svolto poi per il meglio come salvataggio dei passeggeri e dell'equipaggio. E poi oggi è la festa della Polizia Locale, grazie a Gianni. Abbiamo una telefonata, la sentiamo. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Sergio. Sergio, buongiorno. Allora, a proposito di polizia, volevo, visto che non sono arrivato a parlare con Scoccimarro, diciamo, qua il centro di polizia di Melara è stato chiuso. Allora, la sicurezza in questa zona, la Zepoca si era verificato parecchi furti. Mi capisco che c'è poca gente, c'è poco tutto, non si può toccare la polizia come ha detto Scoccimarro, no? Però non sarebbe male avere di nuovo il centro di polizia, visto che sta chiuso e bisogna andare a Valmaura per fare una denuncia se succede un furto o un qualche cosa, ed è abbastanza lontano, anche perché la zona è abbastanza popolata. Non sarebbe male aprire di nuovo il centro di polizia. Chiaro. E poi la seconda cosa, non volessi che, siccome Scoccimarro ha detto che non si deve neanche toccare il poliziotto, non volessi arrivare agli Stati Uniti, dove che non solo non si può toccare la polizia, ma la polizia uccide qualsiasi persona che si oppone anche verbalmente, anche non volessi arrivare a questo punto. Ma lo faceva quindi, sì come esempio negativo, anche lo stesso assessore Scoccimarro. Sì, ma no, negativo o positivo, però quasi sta chiuso il centro di polizia dove che si può denunciare. Sarebbe importante. E dopo non si può toccare la polizia quando la polizia non volessi arrivare come negli Stati Uniti, dove che la polizia può violentare, diciamo, le persone e ucciderle. Ecco, non volessi arrivare all'altro limite. All'altro estremo, no? Sergio, grazie. Diciamo un rispetto reciproco, ma soprattutto aprire il centro polizia di Melara. A Melara. Grazie della segnalazione. Dice il signor Sergio, servirebbe riaprire il posto di polizia di Melara. Sicuramente il presidio del territorio è una delle funzioni importanti, però il tema che ha toccato è estremamente attuale, no? Abbiamo visto anche con le proteste per la Palestina come sono state trattate le studentesse e gli studenti in molte piazze italiane. Sì, il rischio di arrivare vicino a quanto avviene negli Stati Uniti non è poi così remoto, quindi concordo con lo spettatore che sia
una cosa a cui prestare assolutamente attenzione. C'era tutta la questione dei numeri identificativi sulle divise, no? Anche proprio per evitare diciamo scene molto brutte che purtroppo abbiamo visto anche su persone inermi e pacifiche, quindi infatti allora... assolutamente qualcosa da cui stare allerta. L'altro stimolo del telespettatore via email riguardo alla nave Audace, ma chiaramente siamo felici che ci sia stato un lieto fine, perché poteva andare molto male, chiaramente. Ringraziamo tutte le persone che si sono chiaramente adoperate per risolvere la situazione in modo eccellente, però questo spinge una riflessione su quel capitolato, su quel bando di gara, no? Cioè, l'altro anno questa nave non partiva mai, quest'anno appena avviata la stagione affonda, cioè, nel senso è chiaro che l'assessora Mirante dice sempre di voler puntare moltissimo sul trasporto via mare, infatti ha rafforzato le linee, dice che bisogna rafforzare appunto i trasporti via mare, però poi bisogna renderlo da un lato efficiente, cioè non è possibile che parta un giorno sì uno no, e dall'altro mettere al centro la sicurezza delle persone. Assolutamente. In questa situazione di condizioni meteo sempre più imprevedibili, no? In questi giorni è successo di tutto, a ogni ora del giorno e della notte, all'improvviso. Cambiamenti no? repentini. Ecco, e in tutto ciò c'è chi ancora si ostina con l'ovovia, cioè, sembra veramente paradossale, cioè, sembra che la natura ci stia dicendo ma cosa state facendo? E ci sono purtroppo i nostri amministratori che vanno avanti come treni, sebbene evidentemente non ci sia né il bisogno né ci siano le condizioni. Per farla, insomma, secondo una parte della popolazione, in particolare poi che vive in quel luogo, ma non soltanto, no? Sappiamo che l'opposizione è abbastanza trasversale nelle varie zone della città. Allora, una telefonata, pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno anche al suo ospite. Volevo dire una cosa. Dica ma pure. Questi nostri politici non si rendono conto che stanno perdendo la testa. In 5 addosso a uno in Parlamento, in 5 addosso a uno l'hanno mandato in ospedale perché ha contestato che rifà l'autonomia del nord. Hanno contestato l'autonomia del nord e io la contesto anch'io. Solo che non si dovevano riandare per parlare, no? Io contestavo anch'io, anche se mi ammazzavano. In 5 squadristi, non si vergognano. Si è arrabbiato. Noi abbiamo eletto questi parlamentari. Fascisti. Un episodio gravissimo secondo il nostro, non solo secondo il nostro telespettatore. Grazie per aver telefonato. Sì, è un per episodio la che segnalazione. decisamente non dovremmo vedere, cioè la classe politica dovrebbe dare l'esempio, no? E risolvere, il buon esempio, risolvere no? le questioni dibattendo in modo civile, cioè arrivare a questo punto è veramente grave. Però mi viene da dire che siamo sulla buona strada un po' ovunque, nel senso che c'è un'arroganza istituzionale, diciamo, uno scarso rispetto del ruolo di consigliere e consiglieri anche nelle realtà locali del nostro territorio. Cioè, abbiamo visto scene non di questa gravità, però scene molto brutte anche in consiglio comunale e regionale. Ecco, la civiltà della classe politica dovrebbe essere un esempio di cittadinanza, no? Insomma, come si fa a pretendere che le persone si comportino in modo civile se poi i decisori stessi fanno botte in un'aula pubblica e peraltro concordiamo pienamente sul fatto che il primariato e l'autonomia differenziata siano assolutamente delle sciagure per il paese tutto. Il nostro concetto di autonomia come patto per l'autonomia è molto differente in termini di autodeterminazione, autogoverno dei territori, capacità di decidere per il proprio territorio senza decisioni calate dall'alto, non certo di un aumento delle disuguaglianze. Questo non è assolutamente la nostra, non lo accettate, idea, ed è la direzione in cui invece vanno l'autonomia differenziata e il premierato. Questo è il provvedimento, i provvedimenti che sono appunto all'attenzione in questo momento. Allora, prima di andare in pubblicità possiamo sentire anche la prossima telefonata, però volevo anche leggere brevemente il comunicato di Assoutenti sulla motonave Audace che dice: episodio grave, tutti i passeggeri vanno risarciti, APT di Gorizia apre un tavolo di confronto per definire indennizi automatici in favore dei viaggiatori coinvolti o partiranno azioni legali.
naturalmente insomma mi sembra il minimo, no? Che siano risarciti al più presto. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, mi chiamo Luigi. Luigi, buongiorno. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a lei. Allora, intanto come polizia e carabinieri ce ne dovrebbero essere molti di più, perché servono nel territorio, perché sono sempre pochi, perché qua non si capisce più niente. Ecco. Sì. E poi, cambiando discorso, sì, vorrei fare un grosso in bocca al lupo alla Pallacanestro Trieste, che finalmente è ritornata in A1, e colgo l'occasione della vostra trasmissione per dedicarlo a mio suocero, grande tifoso di pallacanestro dal periodo Hurlingham ad oggi. Ah, ok. È un nome che era tifoso. molto conosciuto, si chiamava Arno, come il fiume di Firenze. Arno, ok. Però purtroppo è venuto a mancare nell'epidemia del 22. Del Covid. Ecco. Perché andavo anch'io con lui a queste partite. E allora glielo dedichiamo anche noi a questa bella vittoria. Non so, Stefano Paolo Bic e a oggi la Pallacanestro Triestina. E un saluto anche al grande Oeser, giocatore di pallacanestro. Ecco. Certo. Dopo un'altra cosa, ho visto stamattina quando leggeva gli articoli sul piccolo, finalmente c'è un articolo dedicato alla salute, al diritto alla salute. Infatti. Ecco, e non so se quel 48% che erano soddisfatti erano tutti a pagamento e l'altro 52% non soddisfatti. Io sono in mezzo a quelli là che non in mezzo al possono 52% degli intervistati, insomma, ecco, del Comitato per la Salute Pubblica. Grazie Luigi della bella telefonata, ne parleremo sicuramente, parleremo anche di questo sondaggio, no, che è stato fatto dal Comitato per la Sanità Pubblica, subito dopo però un po' di pubblicità, a fra pochissimo. Bentornati in diretta, ancora in compagnia di Giulia Massolino, consigliera regionale del Patto per l'Autonomia. Allora, il signore prima ci parlava sia della vittoria, insomma, della Pallacanestro Trieste, sia del sondaggio, il sondaggio che è stato fatto su 2.891 pazienti dal Coordinamento per la Difesa della Sanità Pubblica, e il 52% ha avuto dei disservizi, per cui è stato costretto in qualche modo anche a rivolgersi al privato, no? Questo è il risultato, insomma, abbastanza importante. Un risultato assolutamente importante, peraltro uno sforzo enorme da parte di tutta una serie di realtà che si sono messe in rete, hanno lavorato insieme. Ricordiamo che c'erano 114 persone volontarie che hanno coperto ben oltre 200 banchetti nei rioni di tutta la città. Appunto non era propriamente un sondaggio, perché non c'è un campione statisticamente significativo della popolazione, rappresentativo della popolazione, no? Però hanno raccolto oltre 3.000, quasi 3.000 riscontri, e appunto il 52% di questi afferma di aver riscontrato dei problemi con la sanità pubblica, che in alcuni casi li ha costretti a rivolgersi al privato, e in alcuni casi appunto con anche un impegno economico che è stato rilevante per la propria capacità di spesa. Io diciamo che forse mi aspettavo addirittura di più. Una delle cose, io ho partecipato ad alcuni di questi banchetti, e una delle cose che diciamo ha tirato su i voti è l'enorme impegno che molte persone sottolineavano delle operatrici e degli operatori. Sì, che infatti anche sì, ieri c'è stata vero. questa presentazione nella sala della Chiesa Serbo-Ortodossa, e è emerso molto, no? La buona volontà di chi ancora lavora nel pubblico perché ci crede, perché sostanzialmente non c'è nessun'altra ragione per lavorare nel pubblico, perché sappiamo che infatti c'è una fuga mostruosa verso il privato, verso altre realtà, è vero. Però è il cuore di queste persone che sta portando avanti una sanità che viene fatta a pezzi da tutte le parti, no?
Ecco, di fronte a questa emorragia di personale, perché chiaramente le condizioni lavorative sono drammatiche e questo appunto si ripercuote, ovviamente ci chiediamo fino a che punto, no, terrà la buona volontà di chi lavora, e ovviamente che ringraziamo per il servizio svolto per la comunità e la collettività. E di fronte a questa emorragia ci sarebbe da fare una seria valutazione del sistema sanitario, e invece anche su questo da parte dell'amministrazione regionale c'è un grosso muro di gomma. Noi abbiamo richiesto un'audizione, ad esempio nel caso dei consultori, l'audizione non c'è stata. Abbiamo fatto interrogazioni sull'apertura del centro di salute mentale di Via Gambini, sulla privatizzazione del centro prelievi del Maggiore, sul trasferimento del Burlo a Cattinara, che sappiamo essere molto problematico sia da un punto di vista ambientale sia da un punto di vista sanitario, perché il progetto non rispecchia le esigenze moderne della sanità moderna. Ecco, allora di fronte a tutte queste richieste, interpellanze, mozioni, interrogazioni, ci troviamo sostanzialmente con un muro di gomma che fa parte di quella un po' arroganza istituzionale di cui parlavamo prima. No? Ecco, questo quindi è stato assolutamente importante il lavoro che è stato fatto a tappeto su tutta la città per ben 3 mesi da questi soggetti, ed è un buon modo per lavorare insieme, no? È stato veramente una prova di forza. Vorrei dire anche una parola relativamente al stimolo del telespettatore di prima, relativamente a ci vorrebbe molta più polizia. Noi pensiamo invece che ci vorrebbe molta più prevenzione, perché comunque la polizia agisce a valle, è ovviamente una componente fondamentale del presidio del territorio, però ricordiamoci che la polizia agisce a valle del problema, non a monte. Allora invece noi vorremmo che molti dei fondi fossero invece dirottati su tutto quello che può essere prevenzione, dall'educazione, formazione, tirocini, progetti di integrazione, tutto quanto, perché è invece quello che vediamo. Tra l'altro, lasciateci dire, l'altro ieri c'era questa paginata sul sovraffollamento delle carceri. Sì. Ecco, questo a maggior ragione ci dice che è fondamentale agire a monte e non a valle, perché abbiamo le carceri che stanno per scoppiare, sono delle bombe a orologeria che potrebbero effettivamente scoppiare, e anche in quel caso non è ancora successo niente di drammatico qui nella nostra regione, solo per la buona volontà di operatrici e operatori che però sono esasperate. Sono veramente esasperate da una situazione che è intollerabile, e di fronte a questa situazione è fondamentale smettere di agire con la repressione e invece lavorare sulla prevenzione, intanto ovviamente tirar fuori da lì chiunque non abbia dei serissimi motivi per starci. Purtroppo ci sono molte persone che non dovrebbero essere lì in questo momento, in condizioni con materassi per terra, in stanze da 2 col water a vista. Io ho fatto un sopralluogo al carcere in aprile, ed è stato veramente un pugno nello stomaco, cioè si tratta di condizioni inumane. Ricordiamo che l'Italia era già stata condannata, no, dalla Corte europea per i diritti dell'uomo, e ecco, vorremmo evitare una nuova condanna, perché non è quelle cose, no, una pacca sulla spalla, dai, forza a fare in meglio la prossima volta. Insomma, una condanna della Corte dei diritti per l'uomo è pesante in un paese che si dichiara civile. Quindi tanti più investimenti sulla prevenzione, sul presidio del territorio in altre forme, sulla costruzione di comunità, perché aumentare la repressione, la polizia non serve altro che poi creare altri problemi a valle e entrare in un circolo vizioso da cui poi sarebbe difficile uscire. Quindi veramente l'appello è lavorare tanto di più sulla comunità e sulla prevenzione. Allora, c'è un'altra telefonata, la sentiamo subito. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Anna. Anna, buongiorno. Vorrei esprimere la mia perplessità sull'apertura dei campi profughi o immigrati, come si chiamano in Albania. Ho la netta sensazione che tempo 2 mesi quelle stesse persone che vengono portate là le ritroviamo in Italia, perché non dimentichiamo che i primi scafisti negli anni 90 erano albanesi, e per gente che ha attraversato il Sahara e il Mediterraneo, attraversare il canale d'Otranto è uno scherzo, come pure la rotta balcanica per gente che viene dal Pakistan o dall'Afghanistan. Fare il viaggio Albania-Trieste è per noi come per noi fare barco a Lagrignano, quindi penso che sia il classico buco nell'acqua, proprio un'idiozia.
e speriamo che qualcuno trovi una soluzione più efficace. Più efficace, Grazie, secondo lei. Allora, grazie Anna della telefonata, buona giornata a lei. Ma più che buco nell'acqua, a me sembra fumo negli occhi e con i nostri soldi. Le migrazioni fanno parte della storia dell'umanità da sempre. Quindi pensare di fermarle, nasconderle sotto il tappeto, mandarle da un'altra parte è semplicemente non aderente con la realtà, è qualcosa che e infatti la destra che ha tanto ringhiato fermiamo i flussi non si possono fermare, come fermare un'onda con le mani, quindi invece si dovrebbero gestire in maniera condivisa, collettiva, come una squadra, e da questo punto di vista l'Unione Europea dovrebbe fare uno sforzo in un'altra direzione che è molto diversa da quello del patto europeo sulle migrazioni, ad esempio creando dei canali sicuri per l'immigrazione anche di persone che vogliano impegnarsi a lavorare nella nostra società. Noi sappiamo che c'è un fabbisogno enorme in realtà di persone che vengano a lavorare qui. Diciamo che l'Europa c'era proprio ieri un incontro sulle migrazioni e sul sistema dell'accoglienza a Trieste, in cui veniva sottolineato come l'Europa si sia molto fossilizzata, chiusa, no? Sostanzialmente una popolazione in un declino demografico che ha smesso quasi di spostarsi e che ha paura di questi flussi, che in realtà sono una cosa assolutamente naturale e che è sempre avvenuta. E anche a Trieste, che è una città di confine, appunto ci sono state negli anni tantissime stratificazioni di immigrazioni che non hanno, diciamo, creato il dramma con cui si paventava all'inizio un'invasione, no? Ecco, bisogna intanto cambiare narrazione, non si tratta di un'invasione, sono numeri assolutamente gestibili, si tratterebbe invece di gestirli in modo opportuno. L'atteggiamento del sindaco di piazza, che potete sentire anche sulle registrazioni del consiglio comunale di martedì, nel quale ha risposto a una domanda di attualità del consigliere La Terza di Adesso Trieste, in una maniera assolutamente arrogante, mi verrebbe da dire, come al solito, relativamente al fatto di spostarli, cioè basta che non siano qui, non ci saranno migranti in città quando arriva Mattarella e il Papa, no? Cioè pare che questa sia la priorità, ma dove sono? Dove li mandiamo? Cosa ne facciamo? Ecco, anche ieri in questo incontro che c'è stato al Circolo della Stampa si è focalizzato anche sul fatto che noi ci fermiamo spesso al discorso della prima accoglienza e invece infatti sono stati bloccati tutti quei tentativi di tirocini formativi, insegnamento della lingua per che integrare in qualche invece modo, creano no? una vera Certo. una vera e attuale e concreta integrazione, e questi sono gli sforzi che dovremmo fare per andare in una direzione di un futuro migliore per tutti, non solo per le persone che migrano, ma anche per la comunità che li accoglie. Ci sono insomma paesi in cui la percentuale di persone migranti è enormemente più alta del nostro paese, e comunque appunto ci sono i dati ci dicono che c'è un enorme bisogno di forza lavoro. C'è anche una grande ipocrisia in questo, no? Perché appunto noi cerchiamo di non vedere la rotta balcanica, non vogliamo vedere i migranti in città, no? E poi però spesso li sfruttiamo nei cantieri, nei campi, allora questa è una catena di sfruttamento che si autoalimenta, di cui spesso la scuola fa anche una parte di questo meccanismo. Ne abbiamo parlato scusate, ne abbiamo parlato proprio durante la scuola di politica in cammino. Siamo partiti da Monfalcone proprio, ecco, abbiamo anche delle immagini in modo simbolico, sì. Possiamo anche vederle, allora un attimo solo che cerco di far vedere queste immagini di questa scuola appunto di politica in cammino, eccole qui. Sì, abbiamo fatto questa scuola partendo da Monfalcone, qua si vede la ciminiera della A2, sì. E arrivando a Gorizia, proprio camminando sul filo del confine, proprio col tema di un trattato di Schengen sospeso, a un passo dalle elezioni europee, con Gorizia e Nova Gorica, dove infatti poi siamo arrivati alla capitale europea della cultura, per la prima volta 2 città transfrontaliere che però si vedono appunto un confine riattivato. E abbiamo camminato con delle persone incredibili come Fabrizio Barca, Miriam Giovanzana, Raul Tiraboschi, che è il vicepresidente Slow Food Italia, e con ovviamente numerosi partecipanti in cui ci siamo interrogati appunto un po' su dove è finito il nostro sogno europeo, no? C'è questo
questa tendenza, cioè, ballavamo tutti sui confini quando sono crollati, no? Sul confine tra Italia e Slovenia, sul confine tra Slovenia e Croazia solo 1 anno e mezzo fa, e adesso che li hanno ripristinati, peraltro anche in quel caso fumo negli occhi perché è una mossa assolutamente immotivata e irragionevole. La motivazione, ricordiamolo perché non tutti lo sanno, la motivazione con cui è stato sospeso Schengen è l'attentato di Bruxelles, che non c'entra assolutamente nulla con la rotta balcanica, perché è stato compiuto da una persona che era nata e vissuta lì. Quindi è assolutamente un pretesto inaccettabile. Perché non stiamo protestando? Cioè è qualcosa che ci va a intaccare la vita quotidiana, il nostro confine, le nostre comunità. Assolutamente. E Monfalcone in questo, noi abbiamo voluto proprio partire da lì perché l'ha definito Giuseppe Grimaldi, che è venuto a parlarne con noi proprio nell'incontro di Monfalcone, l'ha definito un laboratorio distopico di futuro, cioè quello che potrebbe avvenire se noi non siamo in grado di gestire questo fenomeno, se noi continuiamo a fare come fa la destra, a sollecitare gli istinti più bassi della cittadinanza con molte fake news, molte informazioni false, molto terrorismo su questa presunta invasione, una narrazione completamente assurda e non basata sui dati reali che crea un nemico, no? Ecco, noi invece dobbiamo narrare le cose basandoci sui dati, sulla realtà dei fatti, dobbiamo costruire comunità e non nemici e dobbiamo andare avanti insieme verso un futuro migliore per tutti. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, poi sentiremo anche la telefonata che è in arrivo e leggeremo qualche mail, sono tante quelle che arrivano al nostro indirizzo, fra pochissimo. Rieccoci in diretta, ancora in compagnia di Giulia Massolino, ancora reduce dalla bella festa di ieri sera con la Pallacanestro Trieste, tornata in A1, come si vede dalla sua maglia, insomma, i colori della nostra squadra cittadina. Allora, abbiamo una telefonata in attesa, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, mi chiamo Marina. Marina, buongiorno. Io avrei da dire 1000 cose in risposta a quello che ha detto adesso la vostra ospite. Dica. Però cercherò di stringere. Allora, lei giustamente ha detto che bisogna andare a monte, a educare le persone. Allora, cominciamo col dire che secondo me l'Europa, e non dico soltanto l'Italia, non dovrebbe proprio ammettere persone che arrivano senza documenti, perché sappiamo che non è che questa gente scappa senza i documenti, ma li molla nel nostro carso per non essere identificata. Allora, questo è già secondo me un insulto alla nazione che ti accoglie e che ti ospita, perché comunque sia vuol dire io non voglio far sapere chi sono assolutamente, arrangiati tu a capire quanti anni ho, chi sono e ti sto prendendo in giro. Questo è secondo me la prima cosa. Seconda cosa, vediamo sempre, lei parla di educazione, giustamente, ricordiamoci che questa gente arriva da paesi in cui per un'inezia ti tagliano la mano destra, no? O cose del genere, per dire, insomma, è un modo di dire. Comunque, quindi questa gente, ho sentito io parlando con loro tante volte che ti dicono ma tanto qui in Italia non ti fanno niente. No, l'educazione dovrebbe essere sempre, dovrebbe essere che la polizia locale, se vede anche solo uno di questi che sputa per terra, che già questa per noi è un'inciviltà, dovrebbe redarguirli. Non si parla di fare del male a nessuno, ma dovrebbe essere che questa gente ha la sensazione di essere comunque tenuta d'occhio e controllata e non solo accolta e che tutto quello che fanno va bene. Di non poter fare tutto quello che si vuole. Non è nella loro mentalità, no? Ecco, quindi qua sono convinti di poter fare ciò che vogliono. Poi si parla di forza lavoro. Altrettanto, siccome io parlo con questa gente perché ti domandano, magari ti chiedono soldi indifferente, e anche io dico sempre, parto dal principio che io sono più fortunata e parlo e aiuto, no? Però dico, quante volte io mi sono sentita rispondere quando magari segnalavo che c'era un posto di magazziniere o altre cose, ma io non voglio lavorare. Allora dico, quando si va in Australia, tu se non hai un lavoro non ti accettano. Quando si va a Malta, altra piccola oasi di civiltà,
in cui sono stata a lungo e ho visto c'è gente di tutti i colori, sono tutti educati, tutti civili, tutti pagano il biglietto dell'autobus, non esiste che uno entri in autobus senza pagare il biglietto, ti lasciano il posto se sei anziano, se sei incinta, indifferentemente, nessuno che dorme per le strade, nessuno che fa l'accattone, non esiste sta cosa, questo è civiltà. Capito Marina? L'accoglienza deve essere controllata, controllatissima, e altro che regime di polizia e la paura di queste cose qua, queste sono sciocchezze. Capito Marina, insomma questa è la sua analisi della questione migranti, no? Dice tante cose Marina, bisogna insomma chiarire vari punti, intanto l'abbandono dei documenti, poi ancora dice le persone che arrivano qui non vogliono lavorare, dice Marina, e pensano di poter fare tutto quello che vogliono. Questi sono un po' i punti del suo discorso. Allora, chiaramente non sto dicendo che le persone che arrivano qua possono fare tutto quello che vogliono, non mi permetterei mai di dirlo. Sul discorso la polizia dovrebbe redarguirli se sputano per terra, io vedo oggettivamente molti più italianissimi che sputano per terra di continuo o che lanciano le cicche per terra, insomma, cioè di comportamenti incivili se ne parlava anche prima, se fanno a botte nel nostro Parlamento, di cosa stiamo parlando? Cioè, insomma, non mi pare che ci sia da questo punto di vista un tema culturale su cui noi siamo intonsi, inattaccabili, invece ci sono altre persone che sono incivili. Sicuramente c'è chiaramente da fare un percorso culturale insieme, appunto per costruire una comunità che si basa sempre su delle regole condivise, no? E quindi chiaramente magari la persona che arriva qui non è conscia di tutte le regole che la nostra comunità diciamo comunemente accetta. Sul fatto del pagare il biglietto, la signora non può sapere, ad esempio, se è una persona all'abbonamento. Molti di questi ragazzi, soprattutto i minori non accompagnati, hanno l'abbonamento per andare appunto ai centri di formazione, a scuola, eccetera. Quindi insomma cioè, solo il controllore può sapere se una persona ha fatto il biglietto o meno. Per quanto riguarda la mancanza di voglia di lavorare, proprio ieri all'incontro sui migranti c'erano 5 persone migranti che hanno raccontato la loro esperienza dall'arrivo a dove sono ora, e uno di loro fa il badante, l'assistente domiciliare, uno di loro ha lavorato per anni in un ristorante in cui lo pagavano in nero, lo sfruttavano, non c'era nessuno. Adesso ha trovato un datore di lavoro più onesto, e quindi è felicissimo di avere un vero e proprio contratto di lavoro, di aver potuto regolarizzare la propria situazione. Una persona ad esempio raccontava che quando è arrivato qua si svegliava ogni giorno alle 2 di mattina per andare a fare la fila fuori dalla questura proprio per la richiesta di asilo, la richiesta di permessi di soggiorno indifferente, e dopo tutta la notte di attesa in piedi la questura li mandava via, gli diceva tornate il giorno dopo, ed è andato avanti così per settimane. Cioè non credo che anche in questo caso, no, basiamoci sui dati e sulle esperienze reali. Per esempio in un solo progetto erano stati attivati oltre 2000 tirocini formativi e l'80% di questi hanno poi trovato un lavoro stabile. Cioè non è assolutamente vero che queste persone le persone che arrivano qui non hanno voglia di lavorare, hanno voglia di trovare un'opportunità per una vita dignitosa, cosa che chiaramente nei loro paesi non hanno. Sul fatto di prendere in giro per buttare via i documenti, io non la vedo come una presa in giro, ma come un meccanismo di sopravvivenza a causa di delle leggi arzigogolate e a causa della scarsa e mancata gestione dei flussi che invece mostriamo a livello europeo. Appunto, se ci fossero dei corridoi sicuri con delle chiare regole su come arrivare in modo sicuro senza dover fare tutto il continente a piedi, sicuramente intanto avremo meno morti nei nostri boschi, perché oltre ai documenti e vestiti ricordiamo che ci sono anche molte persone che purtroppo perdono la vita, non sappiamo neanche quante, certo. E soprattutto avremo anche delle persone che arrivano qua con meno traumi, perché questa è anche una parte, no? Cioè ci sono persone che hanno viaggiato per 2 anni, anche persone molto giovani, che hanno visto di tutto, che hanno subito torture.
vere e proprie torture, e che quindi magari quando arrivano qua, ok, se il giorno dopo che arrivano gli diciamo adesso vai a lavorare in porto, magari ti dicono avrei un minimo di disturbo da stress post-traumatico da elaborare un attimino, quindi cioè, rendiamoci conto anche di tutto il complesso di una situazione che è complessa, è molto complessa, però di certo la soluzione non è alzare muri, no? Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno Nino, buongiorno. Nino, buongiorno. Mi dia un attimo di tempo perché volevo parlare con questa signora. Dica pure. È giusto dire che la polizia, però la polizia è un organo comandato prima dal governo, da chi è in quel momento al governo. Allora lei mi ha fatto degli esempi che la polizia ha attaccato i manifestanti, cito Firenze e altri posti, laddove invece i manifestanti sono andati contro la polizia. E se lei guarda i video vedrà che la polizia è tra il furgone e i manifestanti, quindi non è che la polizia ha dato contro la carica, ma bensì si è difesa. Questo è uno. Nel mentre quando può tingere la testa dove vuole, mentre quando qui a Trieste, se lei ci ricorda, in porto c'erano persone sedute a terra e la polizia, in nome della legge italiana, del popolo italiano sovrano, e hanno bagnato tutta la gente e sfollato la gente. Questo sempre a Trieste, la polizia in quei momenti che c'era il Covid, no? In Piazza dell'Unità d'Italia, lo dico io perché ho visto e ho evidenziato e lo hanno dimostrato anche le televisioni, che la polizia è andata a istigare i manifestanti. Quindi questo, chi comanda vuole che si faccia in una maniera. Questo è uno. Secondo, non ricordo che la polizia abbia istigato i manifestanti, c'ero anch'io Nino in quella situazione, quindi sono stata testimone anch'io, su questo posso esprimermi proprio direttamente, insomma in quel caso non c'è stata nessuna istigazione, anzi è stata sbrogliata una situazione che rischiava di diventare insomma un po' pesante, no? Pericolosa. Per quanto riguarda i fatti del centro Italia, adesso io i video di Firenze non li ricordo, non li ho personalmente visti, ma mi ricordo bene invece i video di Pisa in cui c'erano i manifestanti che erano molti minorenni anche, che sono stati invece brutalmente attaccati in quel caso, ricorrendo peraltro alle cure dell'ospedale infantile, cioè, quindi non è proprio come la ricostruzione, chiaramente bisogna manifestare in modo pacifico, ma quando si manifesta in modo pacifico non si può essere manganellati, cioè questi dovrebbero essere i due paletti oltre i quali non si dovrebbe mai andare, insomma, comunque quello che ho espresso prima non era assolutamente contro le forze dell'ordine, ho sempre detto che fanno parte chiaramente del sistema dei presidi del territorio, però che bisogna molto di più lavorare sulla prevenzione e chiaramente non andare verso atti di violenza delle forze dell'ordine stesse, ma insomma penso che queste siano questioni di civiltà. Possiamo dare gli appuntamenti, questa è una settimana ricchissima, c'è stato di tutto. Piena di qualsiasi appuntamento, insomma sono temi anche molto importanti, abbiamo parlato di quello relativo alla sanità e quello sui migranti di ieri, no? Di ieri, sì, poi l'altro ieri c'è stata invece l'assemblea pubblica di Maddalena Vive, che è stato veramente un bellissimo momento, molto partecipato, c'erano oltre 90 persone, peccato che mancassero invece i rappresentanti istituzionali, cioè Comune, Ater, che erano stati invitati. C'era chiaramente la circoscrizione a cui il Comitato Maddalena Vive ha chiesto l'assemblea pubblica. È stato un bel momento perché di fatto non siamo abituati a queste forme di partecipazione nella nostra città e quindi è bello che finalmente ci siano, sarebbe bello che le istituzioni fossero più presenti e fossero loro stesse promotrici di un confronto, perché le istituzioni non dovrebbero aver paura di confrontarsi con la cittadinanza, dovrebbero cercare loro stesse un confronto e una condivisione per evitare poi anche conflittualità e proteste a valle, no? Anche in quel caso più se ne parla a monte, meno problemi ci saranno a valle.
Sempre per quanto riguarda il rione di San Giacomo, questo pomeriggio alle 18 ci sarà il tour, la passeggiata contro l'abbattimento, c'è già stato, contro tutta la variante prevista in seguito all'abbattimento dell'ex Pavan, che ricordiamo che sarebbe in previsione anche la creazione di posti auto proprio a servizio della palestra. E questi uno di questi sarebbe nel cortile della scuola d'Aosta, e sì, l'altro sarebbe al di sotto del ricreatorio Pitteri, che però sarebbe sventrato. Ecco, anche in questo caso, no, ad esempio il ricreatorio è un presidio fondamentale, no, di educazione, soprattutto in una fascia d'età estremamente importante, e in un rione, San Giacomo, che negli ultimi mesi ha dimostrato di essere un po' turbolento, proprio soprattutto magari per ragazze e ragazzi di una fascia d'età molto bassa. Ecco, sospendere l'attività del ricreatorio, perché questo avverrebbe per fare i lavori per un determinato periodo, sarebbe gravissimo, perché anzi bisognerebbe andare a incentivare anche l'educativa di strada a uscire ancora di più sul territorio, lavorare con le ragazze e i ragazzi, ma soprattutto bisogna mantenere intanto gli spazi verdi, perché anche che i cortili della scuola si diventino parcheggi è inaccettabile. E punto secondo, anche in questo caso, no, tutto l'episodio dell'ex Pavan è stato un episodio bruttissimo di mancanza di dialogo, proprio di, anche in questo caso, arroganza, in questo caso nei confronti della cittadinanza, che si è vista completamente ignorata, ed è stato calato anche in quel caso un progetto sopra la testa. Quindi invitiamo tutte e tutti a partecipare alla passeggiata organizzata dal comitato oggi alle 18. E domani invece noi di Adesso Trieste Patto per l'Autonomia, questa è un'iniziativa nostra, parleremo di comunità energetiche insieme a Gianluca Ruggeri, che è il cofondatore di Enostra, coautore di Il Giusto Clima e coautore anche di questo libro Come si fa una comunità energetica per davvero. Perché sappiamo che insomma c'è stato un grande entusiasmo, noi è dal 2020 che ne parliamo anche nei vostri studi, no? Infatti, c'è stato un grande entusiasmo attorno a questa idea che piace a tutti, perché effettivamente è un bellissimo modo per coniugare giustizia ambientale e giustizia sociale, per andare da un lato a inquinare meno, dall'altro ad abbattere le bollette, dall'altro a costruire comunità, però poi bisogna iniziare a mettere le mani in pasta. Adesso questo decreto è finalmente arrivato e allora dobbiamo iniziare anche qui. Ci sono i primi tentativi in Friuli Venezia Giulia, però a Trieste ancora non se ne parla, e quindi speriamo che questo sia un buon là per far partire le prime comunità energetiche. Quindi anche in quel caso ore 18 in Piazza Puecher. In Piazza Puecher. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sono Maria, buongiorno. Maria, buongiorno. E niente, volevo riferirmi alla telefonata che ha fatto la signora Marina in quanto riguarda l'accoglienza. Quello che dice è vero, cioè nel senso 1 su 100 forse ha voglia di lavorare o comportarsi bene, ma la maggior parte di loro, degli emigranti in genere, fanno così, non rispettano il territorio. Tutto qua. Questa è la sua opinione, va bene. Grazie. No, fra l'altro, mia opinione, questo è un dato di fatto. È un dato di fatto. Allora, i dati dicono diversamente, però signora, cioè, finché non si fa un'analisi, non si può dire che 1 su 100, cioè o lei ha intervistato 2000 persone e 20 di queste hanno detto, solo 20 di queste hanno risposto che hanno voglia di lavorare, ma non credo che lei abbia intervistato 2000 persone, e anche in quel caso dovrebbe essere un campione significativo più quindi significativo. Basiamoci sui dati. Non è vero, la maggior parte delle persone che arrivano qui hanno voglia di lavorare, così tanta che spesso si lasciano sfruttare purtroppo dai nostri sistemi, e quindi vanno magari a morire nei campi a raccogliere la frutta e la verdura che poi troviamo sugli scaffali dei nostri supermercati, o appunto a venire sfruttati da ditte nei cantieri in condizioni anche di sicurezza spesso piuttosto precarie. Quindi non si può dire, cioè questo proprio è assolutamente falso, che la maggior parte delle persone che arrivano qua non ha voglia di lavorare, è proprio una falsità. Allora, Patrizia è d'accordo con la signora Marina, dice la consigliera Massolino continua a negare la realtà, i minori e i falsi minori hanno il biglietto per andare in centro a fare le risse, non parli solo dei pochi casi positivi, parli del problema della delinquenza che esiste, no? Infatti quello che dico è agiamo a monte, cioè perché magari ci sono dei ragazzi che si trovano a fare risse, cioè perché quando c'è una rissa tra ragazzi che siano stranieri, italiani, a me viene da dire, ma
perché non erano a scuola, perché non erano a studiare, perché non erano a fare sport, no? Esatto. Perché se diciamo, l'offerta di studio, di lavoro, di possibilità di crescita personale, umana, vengono fornite e sono adeguate, i problemi si riducono enormemente. Quindi per questo dico, cioè, è ovvio che il problema c'è, non è che si può dire che queste cose non succedano. A volte succedono anche tra gli italianissimi e i triestinissimi, però bisogna lavorare appunto sulla prevenzione, sull'offerta culturale, sulla formazione, sulla costruzione di comunità educante. Cioè, quando parliamo cioè, le istituzioni dovrebbero aiutare la comunità a essere una comunità accogliente per tutte e per tutti. Sappiamo che anche i nostri ragazzi, in realtà quelli che sono nati e cresciuti qui, stanno vivendo dei periodi drammatici a causa del Covid. Da un lato abbiamo un picco di tentativi di suicidi, di depressioni, anche in giovanissimi. I casi di depressione hanno avuto un aumento spaventoso, e dall'altro abbiamo un aumento enorme dell'aggressività, e non solo tra i ragazzi e le ragazze, è vero, perché c'è proprio dal punto di vista di tutta la società, c'è un'aggressività veramente anche immotivata anche sulle nostre strade, no? Quindi dovremmo cercare invece come comunità di abbassare tutti molto i toni, e questo fa parte anche della narrazione che portiamo avanti. Allora, io trovo un'altra Patrizia, ci scrive che i primi che non sanno più cos'è la civiltà siamo noi italiani, l'educazione manca principalmente nel paese dell'accoglienza, e purtroppo lo si vede ogni giorno. Questa è una delle tante mail che sono arrivate, mi scuso se non sono riuscita a leggerle tutte. Poi se posso aggiungere solo una cosa, diciamo che gli attacchi, diciamo, di picchiatori non è che avvengono solo in questo periodo. Prima stavo arrivando e ho sentito l'assessore Scocimaro parlare di Amerigo Grills, penso che molti si ricordino del suo passato di picchiatore più che del suo passato di giornalista. Prima. Sì, la ricostruzione dell'assessore era un po' fantasiosa per tutte le testimonianze che invece ho avuto modo di sentire io. C'era anche una protesta proprio contro questo premio giornalistico, perché insomma diciamo che le posizioni di Grills erano assolutamente inaccettabili in un paese civile, e al di là di questo appunto molti si ricordano il suo passato da picchiatore, quindi non è che proprio sia una prerogativa. Allora, grazie alla consigliera Massolino, torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Grazie a voi e buona giornata a tutte e a tutti. Grazie a voi che ci avete seguito, e buon proseguimento di giornata.